Prima e dopo, non quel giorno là ho invitato tutti gli uomini a parlare di donne, penso sia la cosa più utile da fare, però questa mattina vorrei fare delle riflessioni con te Laura per capire cosa sta succedendo. Saluto anche, vediamo se è già collegata, eccola qua, la professoressa Maria Serena dell'Istituto da Collo di Conegliano, grazie veramente, sveglia notte, qui siamo a Sveglia Veneti, invece la professoressa Serena sveglia notte, bellissimo, e sentiremo anche cosa ci racconta la professoressa, perché è un tema che mi sta molto a cuore anche questo. Allora partirei proprio da lei invece, professoressa, poi sentiremo anche Laura che noi abbiamo già conosciuto diverse volte. C'è proprio bisogno dare la sveglia a questi ragazzi, a queste persone, soprattutto la notte dove si riflette, dovremmo svegliarci di più, dormire, ma svegliarci anche di più al mattino col senso del rispetto del prossimo. Ecco, io penso questo, quando ci alziamo il mattino dovremmo avere rispetto per noi stessi e per gli altri quando usciamo di casa, cosa che molti purtroppo non fanno. Prego, professoressa Serena. Grazie, intanto buongiorno a tutti, buongiorno Mirella, grazie di questo invito. Mi fa piacere di avere l'opportunità di dire una parola sul problema del sonno, perché appunto il progetto che io ho seguito è il progetto Svegli la notte, che già nel 2021 evidenziava difficoltà dei ragazzi a stare svegli di giorno proprio perché non dormivano bene la notte, quindi si intrattenevano sul web a fare varie attività e non dormivano. Ora noi sappiamo che un ragazzo, qualunque persona che non dorma, è banale dirlo, ma è stanca, e fin qua siamo sul buon senso, tutti ci arriviamo, ma quello che forse non sappiamo è che non dormire per un adolescente è molto peggio, perché l'adolescente ha un cervello ancora in formazione e se trascorre le ore di riposo a fare delle attività sul web e a non dormire, accumula tutta una serie di problemi. Innanzitutto sarà un ragazzo più fragile, che sopporterà molto meno bene le frustrazioni, le prove, le sfide di ogni giorno. In secondo luogo sarà più intrattabile, anche l'aggressività che noi vediamo molto spesso tra i giovani, l'incapacità di sopportare la minima frustrazione, certamente è dovuta alla complessità di tante situazioni che vivono, ma dobbiamo tenere presente anche la componente stanchezza. Se uno non dorme è più irritabile, risponde male. I ragazzi che fanno vamping, cioè che si intrattengono, non dormono la notte per stare sui dispositivi, sono ragazzi che lo segnalano i loro amici, rispondono male, non si fanno più vedere, sono intrattabili, hanno delle reazioni violente tante volte e quindi forse anche tanta aggressività che vediamo in giro o tanta incapacità di sopportare la frustrazione e di affrontare le sfide quotidiane, quali anche semplicemente lo studio, l'attenzione, la presenza attiva a scuola, possono avere una radice anche nel non dormire. Infatti noi ragazzi li vediamo molto spesso sui banchi che dormono, stanchi, con gli occhi pesanti, non riescono a seguire, si distraggono ogni 3 secondi e poi scava si scopre che questi qui stanno magari fino all'1, fino alle 2 a chattare, a guardare serie che poi sono come le ciliegie, no? Una tira l'altra, perché le serie televisive oggi durano magari un quarto d'ora, 20 minuti, ne hai vista una, bene, vediamo anche un'altra e così si fanno le 2, le 3, le 5, le 6, non ci si accorge ma è già mattino e io mi devo alzare magari alle 6, alle 6 e mezza e non ho la testa, proprio non ho la testa per andare a scuola. Ecco, quindi io non ho risposte ovviamente sull'aggressività, cioè non credo che questa aggressività verso la donna in particolar modo possa essere spiegata con l'uso anomalo dei social di notte, però sono convinta che se i nostri ragazzi non dormono o se dormono poco, perché 4-5 ore sono comunque poche, anche 6 sono poche in adolescenza, perché non lo dico io, lo dicono esperti, ma ci vogliono almeno 8-9 ore di sonno per un adolescente per poter stare bene, per poter affrontare lo studio, per avere la memoria, perché il sonno, ricordiamocelo, consolida la memoria e quello che uno studia. Se uno studia e poi non dorme, non ritiene ciò che ha studiato. E poi abbiamo ragazzi che non affrontano le interrogazioni, che le scansano, che stanno assenti, che hanno attacchi d'ansia, attacchi di panico, sono depressi già a 14, 15, 16 anni ed è veramente un'emergenza. Noi sui banchi di scuola queste cose le abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Mirella.
Professoressa Serena, però io non do la colpa a questi ragazzi. Io specialmente, e lo dico molto spesso quando rientro dalle ferie, ad agosto, quando vado in vacanza un po' di giorni, noto quello che vogliono i genitori dai loro figli. Non essere disturbati, anche quando sono in spiaggia, liberi completamente. Pochissimi vedo che vanno a fare il bagno con i genitori, pochissimi vedo che giocano con i genitori, anzi vedo i genitori che fanno i castelli, che fanno da soli, non so, perché diventano bambini, non gliene frega niente di quello che sta facendo il bambino o la bambina, ma loro sono molto intenti a fare questo castello di sabbia. Poi vedo alla sera questi bambini sfiniti, perché il mare sfinisce, perché nuoti, perché giochi, perché fai mille cose, che sono piegati dal sonno, e questi genitori che insistono nel fare quello che vogliono, perciò mangiare fuori alla sera, perciò poi andare a fare il giro, fare tutto quello che vuole. Il bambino, che voi sapete, anche se ha sonno, se vede un qualcosa che lo attira, vuole fare quel qualcosa, anche se muore dal sonno. Perciò io penso che quando arrivano a 14 anni fanno quello che gli hanno insegnato di fare, quello che sta dicendo lei: non dormire, diventare aggressivi, perché il genitore non mi ascolta, ecco, dovrebbe capire che io sto dormendo sulla sua spalla, che non voglio più, che voglio andare a casa. Tanto è vero che più di qualche volta, ditemi se sbaglio, sentite dire: ho sonno, voglio andare a casa, voglio andare a casa. Allora, cosa si può fare? Io penso, professoressa Serena, che forse dovreste fare dei corsi per i genitori. Perché veramente è inutile che continuiamo a insistere su questi ragazzi e voi siete bravi e con le spalle al muro, se poi io vado a casa e mi trovo questo genitore bambino che non cresce, sia da una parte che dall'altra. Io parlo di persone, non parlo di sesso o maschile, parlo di persone che non ascoltano questa creatura che già a 4 anni, lo dico sempre, professoressa, chiede perché è curiosa, vuole capire il sì, vuole capire il no. E invece cosa è successo? A 4 anni hanno già il telefonino, fanno già questi giochetti con questi nuovi strumenti che hanno i genitori, che loro non li sanno adoperare, ma il bambino, se glielo dai, dopo un po' adopera tutto. Capisce che non è ma cosa si può fare per far capire a questi genitori che non si può continuare così, che mettono con le spalle al muro voi e tutta la comunità, perché poi i danni che fanno questi ragazzi li paghiamo tutti noi, diventano pericolosi anche per la società, perché stanno diventando sempre più aggressivi. E parlo di persone, non di ragazzi o ragazze, di persone, perché non c'è solo il ragazzo, c'è anche la ragazza, il bambino e la bambina, perciò persone piccole e persone medie. Prego, professoressa. Sì, grazie Mirella. Penso davvero che lei abbia perfettamente ragione, infatti mi ha anticipato su alcune cose che avrei voluto dire rispetto alla genitorialità di oggi. Io credo che come genitori mi ci metto anch'io, perché anch'io ho 2 figli, adolescenti, un po' grandini, insomma, però ci sono passata per tutto questo percorso. Ecco, quando si fa un figlio bisogna rendersi conto che la propria vita cambia, cioè noi non possiamo più rimanere bambini, adolescenti e fare gli adolescenti con i nostri figli che crescono. Noi siamo adulti, dobbiamo accettare che essere adulti, essere genitori è sacrificare parte del nostro tempo per dedicarlo ai nostri figli, costi quel che costi, perché è vero che c'è un costo, il bambino può essere impegnativo, lo è sempre dalla nascita, lo è. Ma è vero che ti ripaga. Se tu dedichi del tempo a tuo figlio, invece che lasciarlo davanti al dispositivo, invece che delegare ad un dispositivo la sua educazione, il babysitting, ci stai assieme. O se lavori comunque cerchi una persona adeguata che possa seguirlo nelle ore in cui tu non ci sei, alla fine avrai un guadagno, un ritorno. Dal mio punto di vista il cellulare al bambino non si dovrebbe dare prima della terza media. Lo dico, so di dire una cosa impopolare. No, so di dire una cosa impopolare, io con mio marito l'ho fatto con i miei figli, abbiamo deciso comunemente di non dare il cellulare, uno smartphone ai nostri figli prima della terza media. Le assicuro che non sono morti,
andavano bene a scuola, avevano una vita sociale, facevano sport, studiavano musica, leggevano, non sono cresciuti bene, non sono morti e non hanno attacchi di panico, non sono depressi e non sono ecco, dei disadattati. Dal mio punto di vista, prima dei 14 anni il cellulare non si dà, o si può dare un telefonino di quelli che fanno solo le telefonate in caso di emergenza, ma non ce n'è bisogno. Invece adesso già dalla culla si dà il telefonino per intrattenere il bambino al posto del pupazzetto. Ci sono pediatri che vedono che vedono il bambino che arriva a 6 mesi con il dispositivo, il tablet della mamma, che fanno i giochini da bambini. E questo è poi deleterio, perché quando si toglie il dispositivo il bambino impazzisce, diventa isterico e non lo prendi più. Allora, che cosa si può fare? Ferma, Giustamente, professoressa, perché sennò mi cade sì, la linea del centralino, ma poi sì, continueremo naturalmente. Abbiamo sì. Rinaldo da Venezia. Ciao Rinaldo. Pronto? Rinaldo? Non lo sento. Allora, finiamo, prego il ragionamento. Ciao Mirella, Prego. e buongiorno alle tue ospiti. Eccolo qua. Sì, ma Rinaldo non devo Antonio. rincorrerti ogni mattina. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno alle tue ospiti. E allora, il discorso di bambini, una volta, adesso hanno una famiglia, ha un bambino o due e il gassetto mi ha problemi. Una volta la famiglia più piccola era da 9 e 8 fiori, 12 e 13, e mamme era a casa, va bene, un po' come una volta era educare tutti i fiori. Adesso con un figlio non si può andare fuori, devo il psicologo, devo il questo, devo il quello. Noi altri siamo cresciuti in strada, Mirella, ma non facendo brutte robe, guardando quello che fanno gli altri, cercando di imitare i bravi fiori, cercare di costruire il nostro futuro, perché finché tiene fio, che veramente che assorbe come una carta assorbente, e ora si lo fa, non è a mamma Dio, attento questo no, quest'altro no, hasta che i fiori si stroga, impara, sbagliando si impara, e ora i fiori hanno bisogno di questo, di sviluppare loro è a sua testa, è a sua testa, non è nostra, non avremo da inculcare le robe che ne piacciono agli altri, hasta che cresca, che dopo una volta che suo diventa una spada. Non ha bisogno di tante robe i fiori. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché sennò non ce la faccio con gli ospiti. Comunque le tue riflessioni sono chiare, bisogna lasciarli anche liberi di sbagliare, perché è importante anche sbagliare nella vita e non coprirli. Sono dentro una bolla, a mio avviso, certi ragazzi che, guardate, mi fanno una pena, lo dico anche alla professoressa, una pena professoressa, perché poi quando li gratti da soli, se tu riesci a farli parlare, loro ti raccontano qual è il problema. E cos'è che chiedono? Ascolto. Prego professoressa, terminiamo il discorso che stava appunto terminando e poi andiamo da Laura Groppo, prego. Sì, mi collego proprio con questa cosa che ha appena detto il signore che ha chiamato e anche lei, che i ragazzi hanno bisogno di riconoscimento, di ascolto, hanno bisogno di essere visti. Io leggo temi che ovviamente per la privacy non posso dire nomi né cognomi, ma vi dico che poi si ripetono, molto simili, in cui si dicono queste cose. Mia mamma, quando mi avvicino per parlarle, mi scaccia perché non ha tempo, non ha voglia, perché è sul suo telefonino o sta fumando. Mio papà sta a 50 km di distanza, lo vedo una volta al mese e quando gli parlo lui vuole sempre aver ragione e non mi fa parlare. Oppure ancora mio papà mi ha abbandonato, mi ha abbandonata, non lo vedo da 2 anni e quando chiama e telefona non fa altro che comandarmi le cose che non conosce di me. C'è un abbandono di questi ragazzi. Basta a volte anche in classe apprezzarli, vedi subito che si rianimano, dici guarda che bella cosa che hai detto una cosa importante. Loro hanno bisogno che tu riconosca in loro dei valori. I ragazzi sono meravigliosi, cioè io ogni giorno entro in classe e mi stupisco di quante cose abbiano dentro. E a volte certo mi preoccupo perché li vedo tristi, li vedo preoccupati, a volte stanno assenti anche per molti giorni e mi preoccupo. Però quando poi ci sono, vengono coinvolti in classe, vengono valorizzati per anche
anche una sola cosa che dicono, non serve che facciano tutto bene, loro immediatamente cambiano faccia, perché hanno bisogno di essere valorizzati, di essere riconosciuti per il valore che hanno, e se questo valore non lo trovano, questa valorizzazione non la trovano nel genitore, che è la prima persona che deve fare da specchio per un adolescente. L'adolescente ha bisogno di uno specchio. Se questa cosa non la trovano da qualche altra parte, perché oggigiorno, a differenza di una volta, diceva il Signore, una volta crescevamo 8-10 persone, ma non avevamo il contraltare dei social che erano lì pronti ad accogliere ogni bambino che avesse un vuoto affettivo. Oggi invece ce l'abbiamo. Il bambino sta presto a trovare una compensazione in questi social che una volta non c'erano, quindi una volta si annoiavano, al massimo si facevano un giro in bicicletta, si facevano una corsa per sfogare la rabbia, quel che era, ma non cadevano nella trappola della dipendenza da social, che invece è molto peggiore. E quindi ecco, cosa si può fare? Secondo me bisogna essere presenti come genitori, ma bisogna anche... Professoressa, il problema è che io non posso difendermi perché sono fragile, sto crescendo. Lei capisce bene che voi potete arrivare fino a là, ma dopo questo ragazzo ritorna a casa e se la casa è vuota, non ci sono i genitori, non c'è l'ascolto che lui vorrebbe avere, tanto è vero che i temi che lei legge e i problemi sono questi. Cosa fa questo ragazzo? Cosa fa? Esce oppure si rinchiude in casa. Se esce, l'amico è dietro l'angolo, perché il nemico è dietro l'angolo del ragazzo, con la droga, con l'alcol, col fumo. Se c'è in casa c'è il social, perciò i nemici li ha sia fuori che all'interno della casa. Come si fa a proteggere questo ragazzo? Allora, Laura, tu sei stata vittima di violenza, l'abbiamo sentito, e sei stata una delle prime donne che ha avuto il coraggio di metterci la faccia su questo problema, di dire bisogna fare qualcosa, però io penso, Laura, che noi abbiamo già fatto il nostro, anzi di più. Forse adesso è proprio questa figura maschile che dovrebbe fare un percorso non a lato ma davanti, proteggendoci, facendo capire a quelli che sbagliano, e sto parlando di persone, che forse non è il percorso che si deve fare. Noi, dicevo anche la scorsa settimana, quando andiamo a fare la spesa, dal parrucchiere, quando ci incontriamo, noi parliamo sempre dei problemi nostri. Tu parla con gli uomini oppure li ascolti al bar, solo sport, sport e sport. Pochi, almeno non so se per voi è diverso, io sento questo, anzi l'ho anche detto, sarebbe ora che invece iniziassero a parlare anche loro dei problemi tra di loro e magari qualcosa si risolverebbe. Cosa ne pensi, Laura? Allora, grazie per l'ennesimo invito in trasmissione. Allora, il discorso è un po' giusto, è tanto giusto quello che dici tu. Io stessa nel post che ho messo per il 25 novembre ho scritto che lo dovrebbero leggere gli uomini, perché dobbiamo smetterla noi donne di metterci in prima linea e di parlare tra di noi. Giustamente quello che stai dicendo tu, veramente bisogna fare un percorso con gli uomini. E non tutti quelli non che tutti. non hanno ancora capito come gira la vita. Sicuramente, però spesso anch'io quando vado magari a fare la spesa eccetera, e mi accorgo che comunque ci sono gli uomini gentili, servizievoli, eccetera. Quindi non deve essere una causa persa. Certo, le speranze, da quel che si vede in televisione, scusatemi però, non lo so cosa ne tireremo fuori, però veramente bisogna cominciare a lavorare sugli uomini. Quindi saranno gli uomini a questo punto che dovranno fare la pubblicità tra di loro per dire basta alla violenza, ma parliamone, discutiamone, impariamo a parlare delle cose, dei problemi, dei semplici problemi. Allora, il mio ex marito mi ha ovviamente confidato il suo vissuto da bambino, quello che ha subito. E quindi è stata diciamo, una grande apertura in questo senso. E io credevo che, con tutto quello che gli ho voluto bene io, di aver tirato fuori questo lato negativo, di averlo accantonato e di aver tirato fuori il buono. Ma ogni volta riemergeva quello che aveva subito. Ecco, bisogna insegnare anche alle persone che se abbiamo subito non dobbiamo comunque riportare quello che abbiamo subito noi sulle persone che ci vogliono bene, ma anche alle qualunque persone, ai figli, a
chi incontriamo per la strada, eccetera, perché altrimenti non si cresce, non si va avanti. E come hai detto tu, sicuramente pensa la professoressa, bisogna veramente lavorare sui genitori, più che sui ragazzi, perché io che lavoro in un ambito nel quale incrocio spesso scolaresche, ragazzi e insegnanti, e mi stupisco comunque di questi ragazzi, perché dico: ma allora dove sono quelli cattivi, quelli che si comportano male? Se da me vengono questi ragazzi che si comportano bene. Speriamo anche dove lavori, ma neanche così riesci a capire. Io lavoro al Museo Archeologico di Oderzo, quindi all'interno di questo museo spesso arrivano delle scolaresche, e vi assicuro che mi è successo parecchi anni fa. Un insegnante di una zona qua vicino mi chiama al telefono e mi prenota con questa classe e mi dice: sa, però all'interno di questi ragazzini, una quinta della scuola primaria, quindi piccoli insomma, mi dice: speriamo si comportino bene perché sono successi dei fatti disdicevoli e sono stati ripresi, eccetera eccetera, non in classe ma proprio nell'ambito della città, quindi sono stati sospesi da scuola. È arrivata questa insegnante, l'ho rassicurata, è arrivata questa insegnante, questa classe, e devo dire che è stata una classe stupenda, una delle due classi, perché erano in due classi, e mi sono complimentata con i ragazzini, perché è giusto dirgli: siete stati bravi, vi siete comportati educatamente, rispettosi e tutti. L'insegnante naturalmente le si è aperto il cuore, perché ha detto: non mai avrei pensato una cosa del genere. Quindi si può fare, si può tirare fuori il meglio, e bisogna pensare che forse in un futuro è migliore. Sentiamo cosa dice la professoressa Serena. Basta tirare fuori il meglio che c'è all'interno di ogni ragazzo, il problema è capire cos'è questa persona. Ecco, io direi di iniziare a parlare di persone. Cosa ne pensa, professoressa? Sì, condivido assolutamente la prospettiva che è stata espressa, perché i ragazzi hanno proprio bisogno che li si aiuti a capire le cose belle che hanno. Proprio l'altro giorno leggevo il tema di una mia alunna che mi ha molto colpito, perché diceva che lei non prova gioia nel vivere e non è mai felice, è sempre di cattivo umore, e che l'unica cosa che riesce in qualche modo a farle affrontare la giornata è il trucco. Cioè lei si alza 2 ore prima di venire a scuola per truccarsi, cambiare praticamente l'aspetto del proprio viso, dei propri capelli, per poter affrontare la giornata, che questa è l'unica cosa che le dà la possibilità di non stare chiusa in casa e di venire a scuola e affrontare la giornata, al punto tale che se il trucco non le esce, lei non affronta la giornata e addirittura sta a casa. Ma più che trucco, professoressa, non pensa che sia una maschera che questa ragazza ha bisogno di mettersi per nascondere proprio quelle fragilità che lei sente di avere? Siccome ha paura che si notino, allora il trucco l'aiuta a nascondere. Cosa ne pensa, professoressa? Sì, è assolutamente questo, io credo, anche perché questa ragazza, da come parla di sé, del proprio rapporto con la famiglia, non è riconosciuta dalla famiglia, cioè la famiglia non le dedica tempo, non hanno mai tempo per lei, la allontanano, la scacciano, la sminuiscono. Poi a scuola la vediamo oppositiva, provocatoria, che usa anche un linguaggio inadeguato, ma è tutta una ricerca, a mio avviso, di riconoscimento. Quando questa ragazza, che è peraltro molto intelligente, fa un intervento e tu le dici brava, immediatamente cambia faccia. Cioè basta veramente poco a volte cogliere uno sprazzo, una intuizione e valorizzarla, e dire: guarda che bella cosa che hai detto, ma sei proprio una ragazza intuitiva, intelligente. Vedi che immediatamente si placa, cioè non la vedi più fare la battutina provocatoria, smette di dire parolacce, cioè veramente. Certo che a scuola non possiamo cambiare la vita di una persona, però anche un approccio valorizzante, anche del poco che a volte emerge, perché spesso noi vediamo questa maschera, come giustamente dicevi tu, Mirella, in cui loro si nascondono magari un atteggiamento provocatorio, pieno di parolacce, di atteggiamenti insolenti, e ci fermiamo lì. Invece cerchiamo di cogliere l'aspetto buono, l'aspetto positivo, la cosa buona che ha detto, e valorizziamola, perché è
da lì che si parte. Un po' come quando siamo in mezzo al deserto, c'è una piccola oasi e noi cerchiamo di allargare quest'oasi, non di fare in modo che si desertifichi anche questa, cioè facciamo in modo che da quella piccola area verde che noi vediamo possiamo allargare e possiamo vincere quel deserto che sta attorno. Per me l'educazione è questo, vedere Però, il buono, cercare di Serena, coltivarlo. mi scusi se glielo dico, devo correre purtroppo perché devo andare anche in Certo. pubblicità, ma io starei con voi insegnanti, ecco, farei Sveglia Veneti solo con voi perché si impara molto, si ascolta e si impara, a mio avviso, perché siete veramente bravi e competenti. Il problema è che non riesco a capire perché questi ragazzi hanno solo la scuola, la didattica. Questo non lo capisco, professoressa. Voi non potete fare tutto perché la didattica vi impedisce di fare anche altro. Cioè non è che voi nella scuola cercate di fare questo perché ci sono gli orti, il teatro, la musica. Però io penso, prima che io non devo essere fortunato, professoressa, ad avere quella scuola e quegli insegnanti, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, conoscere, imparare, essere ascoltato. Secondo, io non posso stare sempre a scuola, io devo staccare la spina quando esco, perché a qualcuno la scuola può diventare anche opprimente, dopo 4 ore, 5 di scuola uno dice magari vorrei fare qualcos'altro. E noi abbiamo il mondo del volontariato, che si fregia di questo, siamo in 7.500 associazioni di volontariato e non abbiamo i ragazzi. Non li abbiamo, pochissimi, perché non ci conoscono, perché loro sono stanchi della lezioncina in classe, loro vogliono essere protagonisti, loro vogliono essere loro, siamo noi che dobbiamo ascoltare loro e per ascoltarli bisogna capire cosa hanno voglia di fare. Possibile che con tutte queste associazioni di volontariato, professoressa, non riusciamo a cogliere quello che è il buono del ragazzo. Prova, vieni a vedere, un colpo ti porto a donare il sangue, a vedere come si fa, un colpo ti porto a vedere i 120 orti sociali che ci sono in provincia, un giorno ti porto alla sicurezza stradale, possibile, un giorno ai banchi alimentari, cosa vuol dire fare la spesa, confrontarti con le disabilità, una volta ti porto da queste persone diversamente agili, come li chiamo io, perché la parola disabilità siamo noi disabili, professoressa, non loro, siamo proprio noi qua dentro, molti di noi, non tutti. Invece non si fa, si va in classe da anni ormai, ma i risultati non li abbiamo. Allora se non ottieni il risultato vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato, che non va. Come faccio io a non capire che dopo tutti questi anni di lezioni in classe non abbiamo i ragazzi del mondo del volontariato? Sarà qualcosa che dobbiamo riflettere. Ma perché i centri estivi devono essere a pagamento? Ma perché non li facciamo fare a loro? Una volta si faceva così, il più grande insegnava al più piccolo e naturalmente con un percorso, non dico che non ci vuole nessun educatore, ci mancherebbe, ma abbiamo anche educatori che possono farlo gratuitamente se glielo chiedono. Il problema è che c'è il business dappertutto ormai, professoressa, e siccome loro lo capiscono, perché come ha detto lei, sono più sensibili di quello che pensiamo, siccome hanno capito che possono essere strumentalizzati, se ne stanno da una parte e non vengono a trovarci. Dove li troviamo però? Con gli animali. Come mai? Le associazioni di volontariato di animali ci sono i ragazzi, perché si fidano. Perché si fidano? Perché ci sono questi amici dell'uomo che loro amano. Oppure nell'ambiente, chi è che protesta per l'ambiente? Loro? Io non vedo i diversamente giovani protestare per l'ambiente. Professoressa, proprio sentiamo, poi andiamo in pubblicità. Sì, guardi Mirella, in parte sono d'accordo con lei, anche se devo dire che d'altra parte io ho molti ragazzi che fanno volontariato, spezziamo una lancia anche nei confronti di questi ragazzi che sono impegnati. Sarà che molte realtà parrocchiali ancora funzionano di volontariato, ma io ho tantissimi miei alunni che fanno Grest d'estate, magari anche di Natale, che prestano servizio in piccole associazioni di volontariato
volontariato del loro paese. Non sono tantissimi, ma ci sono, e c'è ancora un tessuto sociale che punta su questo, e ci sono ragazzi più giovani e meno giovani, e anche a scuola che voglio dire che si fanno scuola l'uno con l'altro, e anche a scuola noi promuoviamo, parlo della mia scuola che è un turistico e anche un liceo linguistico, promuoviamo azioni di tutoring dei più grandi coi più piccoli, per abituarli proprio fin da giovani, che ancora non hanno 18 anni tante volte, a fare da guida, a fare da tutor. Quindi non è del tutto vero che non ci siano queste iniziative. La scuola del resto, col meccanismo del PCTO, cioè di quello che una volta chiamavamo stage, promuove molte azioni sul territorio che sono gratuite, che servono ai ragazzi per formarsi. E poi dipende, magari un ragazzo va nell'albergo, un altro va a fare volontariato in un centro, un altro va all'Informa Giovani, un altro va in comune, dipende dalla realtà, però le opzioni ci sono, e molto spesso i ragazzi, facendo questa esperienza che dura 2, 3, 4 settimane, dipende, ecco, si forma e capisce anche quale può essere la strada per un futuro lavoro, o anche no, nel senso magari che capisce che quella può non essere la sua strada, ma è importante capire anche questo. Allora, è vero, noi vediamo in questo momento tutto nero, però dobbiamo ricordarci anche che ci sono le opportunità, che ci sono molti bravi ragazzi seguiti che continuano a avere dei valori, ecco, però accanto a questi, e che appunto fanno volontariato, fanno attività costruttive per il loro futuro, però non dobbiamo dimenticarci di quelli che invece sono lasciati ai margini e che passano la maggior parte del loro tempo giornata su un dispositivo, o come diceva lei, va fuori e magari incontra brutte compagnie. Cosa fare per questi? Le reti sociali ci sono, a volte però non le attiviamo. Oppure io sono anche convinta che per arginare certi problemi ci vogliano anche delle leggi. Adesso si sta parlando, si fa un gran parlare della legge che hanno fatto in Australia contro l'uso dei social prima dei 16 anni. Io credo che si debba lavorare anche a livello legislativo, perché i genitori non possono controllare tutto, e certi sbarramenti, a mio avviso, vanno messi dall'alto. Cioè l'abuso, non dico l'uso, ma l'abuso dei social e dei telefonini andrebbe limitato, sbarrato, come si riesce benissimo a fare per esempio con le banche. Cioè, se io voglio entrare in una banca e non ho tutti i codici e non ho le carte in regola, non ci entro. Quindi i mezzi informatici per sbarrare l'accesso ai minorenni entro certe fasce d'età ci sono, basta usarli, ma ci vuole una legge che costringa poi i ragazzi a fare altro, perché se non hanno il telefonino in qualche modo dovranno usare il loro tempo libero, ok? E l'educazione dei genitori, questo bisogna farlo. Però, vede professoressa, io l'ho detto all'inizio, vorrei sentire anche Laura Groppo su questo. Io ho detto che non devo essere fortunata ad avere quella scuola e quegli insegnanti. I numeri danno ragione a me, professoressa. Non abbiamo i ragazzi nel mondo del volontariato. Qui dove è seduta Laura, io invito tutte le associazioni del territorio, guardi, tutte sempre. Ne ho trovato una, e l'ho detto prima, del mondo degli animali, l'EMPA, ecco, oppure la LAV, queste, ma tutte le altre, compresi gli alpini, non ci siamo. Non li abbiamo questi ragazzi. Eppure lei ha detto li formiamo, cerchiamo, ma non li intrighiamo abbastanza. Non può essere che con tutte queste associazioni non abbiamo questi ragazzi. Saranno anche pochi, ma ci sono questi ragazzi. Ma io non sto parlando di quelli bravi, di quelli che lo sa, e loro sono già a posto. Io devo preoccuparmi di quello che non riesce a capire, che il percorso che da fare è diverso. Le baby gang, che sembrano veramente che abbiano ormai la questione in mano, perché sanno benissimo che sono minori, certo, che tanto non gli possono far niente, che tanto a casa tutto sommato chi se ne frega, hanno alzato l'asticella, professoressa, e non hanno più paura di niente, ma ne basta uno per mettere in crisi tutta la comunità. Non è che devono essere 1 milione di questi ragazzi, ne basta uno per creare disagio a tutti noi.
E questo uno deve essere preso, professoressa, deve essere preso, e dobbiamo insegnargli che così non gira, invece facciamo l'incontrario, professoressa. Ci sono certe comunità che io veramente penso, ma qualcuno ha guardato? Oppure il carcere minorile, io ho parlato anche con dei referenti delle forze dell'ordine, mi hanno dato ragione, ma cosa facciamo del carcere minorile? Questi ragazzi devono fare fatica, devono lavorare, devono studiare. Cosa fanno? Avete visto cosa succede? A quell'età cosa fai? Ho sbagliato, dammi la possibilità di rimettermi in pista, ma non con 2 ore, professoressa, di portare la borsa della spesa o il nonnino, che poi trovi il nonnino da una parte e lui sulla colonna, come dice lei, col smartphone, che è tutta da un'altra parte. Non ci siamo, professoressa. Forse qualcuno non ha ancora capito che non può girare così. Laura, poi andiamo in pubblicità. Sì, è un discorso veramente complicato, bisogna lavorare su questi ragazzi. Però bisogna trovare anche un escamotage, un canale, come diceva la professoressa, per dargli fiducia a questi ragazzi, per fargli capire che quello che fanno sono cose importanti, oppure che lo studiare servirà a loro, perché l'ignoranza non apre le porte da nessuna parte e non andrebbero da nessuna parte altrimenti. È dura, però io ripeto, bisogna lavorare sui genitori, perché io stessa, come hai detto tu, sono rimasta sconvolta. Tempo fa sono entrata in banca, 2 mamme che sono entrate con questi passeggini, e perché la bimba, che era irrequieta naturalmente in banca, si sarà anche un po' scocciata, la mamma l'ha piazzata col telefonino. Io sono rimasta veramente sconvolta a questo. Come tempo prima mi era successo che c'erano 2 genitori che con questa bimba appena nata, una bimba lo stesso, la sballottavano perché stesse zitta. E io, ok, ho avuto anch'io una figlia ovviamente, però neanche a me queste cose non sono state insegnate. E io ho detto, forse se parlate a questa bimba, gli fate sentire la vostra presenza, forse smette di piangere, perché ha bisogno di essere protetta, ma anche rassicurata. Ed è questo che forse i genitori non riescono a capire. Li mollano lì, telefonino, risolto il problema. Pubblicità. Io ho 2 figli e vedo che sono molto distratti dall'utilizzo dei social, tant'è che per la più piccola ho attivato delle restrizioni di utilizzo, ma il problema è che la maggior parte dei ragazzini usano senza limiti e senza controllo da parte dei genitori gli smartphone e questi dispositivi per collegarsi in rete. Un gruppo di intellettuali e attori ha lanciato una petizione per raccogliere consensi e sensibilizzare l'opinione pubblica, proponendo al governo una legge per proteggere i giovani dall'uso eccessivo di smartphone e social media. La proposta prevede il divieto di smartphone per i minori di 14 anni, per quelli sotto i 16 anni il divieto di iscriversi ai social media senza il consenso dei genitori. Sono d'accordo su entrambi i divieti, perché i social sotto i 16 anni sono deleteri, perché manca quel grado di lungimiranza intellettuale che i ragazzi non possono avere. Minori di 14 anni, vietato l'uso dei telefonini, anche quello è giusto? Lì purtroppo ci sono casi in cui potrebbe essere necessario che ci fosse il telefonino, perché può essere utile, diciamo, però un uso continuativo lo vedo deleterio. La proposta ha generato un dibattito acceso, alcuni genitori e insegnanti sono favorevoli, mentre altri pensano che le misure siano troppo restrittive. Gli esperti sono preoccupati per i problemi che l'uso eccessivo di queste tecnologie può causare, come dipendenza, problemi di sonno, rischi di cyberbullismo, disconnessione dalla realtà. Il pericolo più latente, più lontano, è appunto essere disabituati ad essere
relazionali, cioè non essere abituati più a confrontarsi con l'altro in carne ed ossa per quello che è realmente, e questo credo che nei rapporti di coppia, nella sessualità, nell'affettività questo sia un impedimento nel lungo periodo pesante e grave. Allora, professoressa Serena, come commentiamo sia quello che ha detto Laura Groppo che questo servizio che abbiamo fatto vedere? Prego. Sì, grazie. Io sono, come dicevo prima, assolutamente dell'idea che sotto i 14 anni i bambini non dovrebbero vedere uno smartphone, cioè non dovrebbero utilizzarlo, non dovrebbero averne un uso personale. È vero che ci possono essere delle emergenze, ma si può sempre dare un telefonino di quelli vecchia maniera, di quelli che possono solo fare telefonate, esistono ancora, costano poche decine di euro, insomma con 20 euro te ne compri uno che risparmi anche, ma non c'è nessuna necessità di dare al ragazzino fino a 14 anni uno strumento con cui può praticamente vivere sul web, primo. Secondo, 16 anni, sì, allora a discrezione dei genitori, mi chiedo quanti genitori di quelli che attualmente allevano il figlio già dalla culla col dispositivo non darebbero l'assenso. Cioè qua secondo me ci vuole qualcosa che vada al di sopra dei genitori, per esempio un riconoscimento facciale. Oggigiorno facciamo di tutto, no, con la tecnologia. Quando il telefonino riconosce che c'è la faccia di un bambino, dovrebbe spegnersi. Cioè non... mi dispiace, ma siccome dobbiamo educare anche i genitori, se il genitore permette al proprio figlio già da piccolo di utilizzare come intrattenimento il dispositivo, come possiamo fidarci di quei genitori? Ci deve essere un'autorità superiore che interviene su questo. E un'altra cosa volevo aggiungere a proposito dell'ultimo signore che è intervenuto nell'intervista, che mi ha fatto venire in mente una cosa che ho letto proprio la scorsa settimana in un tema delle relazioni tra gli adolescenti, che mi ha veramente colpito. Una ragazzina mi racconta del proprio fidanzatino che ha conosciuto un ragazzo e che è tanto contenta perché finalmente si sente amata, perché ha un bellissimo rapporto con questo ragazzo. Ma che cosa mi dice di questo ragazzo? Sì, ci siamo visti, ci siamo piaciuti e ci scriviamo ogni giorno. Cioè il rapporto tra lei e questo ragazzino è virtuale. Sì, ci scriviamo, ci telefoniamo ogni giorno, ci scambiamo dei messaggi. Cioè questo è il rapporto che molti ragazzini hanno tra di loro anche in amore. Quindi abbiamo perso il senso della realtà. Noi viviamo rapporti virtuali. Ormai i ragazzi si conoscono, si piacciono e poi si scrivono. Basta, il rapporto è questo. Dopodiché se qualcosa va male si lasciano anche via SMS. Cioè io lo trovo sconvolgente, catastrofico questo, cioè non c'è più la tenerezza dell'incontro, il prendersi per mano, il farsi una carezza, il darsi un bacio, che comunque fa parte dell'esperienza dell'adolescente, lo fa crescere, e senza precocizzare ovviamente rapporti che dovrebbero essere lasciati a un'età magari un po' più ecco così avanzata, però i ragazzi hanno bisogno anche del contatto fisico, di conoscersi, di guardarsi negli occhi, non il messaggino. Cioè questo è veramente terribile. Un'altra cosa, e poi concludo, a proposito sempre di questo vivere online, l'anno scorso un'altra mia alunna mi scrive in un tema, il tema era qual è il posto in cui ti senti a casa? No? Quindi un po' anche, se vogliamo, provocatorio, perché non sempre la propria casa è il posto in cui io mi sento a casa. Una ragazza mi scrive: io in famiglia non sto bene, i miei genitori litigano tutto il tempo, io spesso mi rifugio in camera mia per non sentirli urlare e l'unico posto in cui sto bene è la chat WhatsApp con i miei amici, lì veramente mi sento a casa. Ecco, allora io di fronte a questo, mi scusi Mirella, chiedo a lei, chiedo a tutti, chiedo anche allo Stato, a chi sta proponendo questa legge, non dobbiamo intervenire? Dobbiamo davvero delegare tutto ai genitori? Quando i genitori permettono che succedano cose così, dobbiamo intervenire anche a livello superiore, secondo me, perché siamo di fronte a uno sfascio relazionale a tutti i livelli.
Grazie professoressa Serena per quello che ha detto. Capite che le cose da fare sono tante, però se tutti quanti mettiamo questa famosa goccia nell'oceano forse ce la faremo, perché non è che siano così tanti quelli che necessitano, perché io sono convinta che ce ne sono di più di bravi, che si comportano bene, come dice lei, che danno anche aiuto alla comunità. Il problema è che noi dobbiamo occuparci di loro e dei genitori di questi. Questo è il problema grande che non riusciamo a risolvere perché le leggi non ci permettono di fare quello che vorremmo fare. Abbiamo Nadia, vai Nadia. Buongiorno ai tuoi ospiti. Quanta verità a questa professoressa, quante parole dette bene. Non è noi nonni, noi genitori insegnare ai ragazzi, siamo anche noi. Non vedo più nessuno che viene a trovarmi, tutto via telefono, messaggi, telefonate, proprio personalmente. C'è poca gente che viene ancora a trovarci per le case, non c'è più niente. E allora questi ragazzi vedono che i genitori, i nonni non hanno più nessuno e praticamente vanno avanti così. Una rovina è stata questa tecnologia, una rovina. E dopo anche dal Covid, via telematica a scuola, ha rovinato veramente tutto. Non c'è più niente, non si sentono più le feste, non si sentono più niente, perché anche per augurare il compleanno via telefono. Grazie, arrivederci e buona settimana. Grazie cara Nadia, grazie anche a te. Allora Laura, quello che volevo parlare con te è proprio questa aggressività che è aumentata, danno la colpa al Covid, io sono convinta che invece era dentro, bastava solo un qualcosa per farla esplodere, io non penso che cia stato il Covid, assolutamente, anzi c'è questa rabbia repressa che col Covid è esplosa. Ma come fai a accettare certi numeri di femminicidi che sono omicidi rispetto a tutto quello che si è fatto da anni per cercare di aiutare queste persone, anche questo cambiamento maschile, ci sono questi centri frequentati da poco, se non sono obbligati, oppure la donna che cerca di portare il marito, il compagno per cercare di vedere se riesce a cambiare questo comportamento aggressivo. Ma perché essere così aggressivi? Tu hai detto mio ex ha subito, vabbè, ma anche i nostri diversamente giovani hanno subito le guerre, hanno subito la miseria, hanno subito di tutto e più, eppure non sono diventati così aggressivi. Come te lo spieghi questa attenzione che abbiamo messo sull'aggressività che è esplosa ancora di più? Prego. Allora, io più volte gliel'ho chiesto, ma guarda che ognuno di noi ha avuto un percorso particolare di vita, fin dalla nascita, dai genitori magari. Una volta si usava molto di più prendere a botte i figli o comunque punirli in maniera drastica. Però comunque non dobbiamo riversare sugli altri. Purtroppo ci sono delle persone che lo capiscono e quindi crescono mentalmente e non fanno subire, altre invece che ripropongono sulle persone. E quello che mi disorientava di più in lui è che quando gli chiedevo perché si comportava in questa maniera, non mi dava una spiegazione, faceva spallucce, l'ho detto 1000 volte, faceva spallucce, non lo so, cioè non si dava una spiegazione, per lui era un risolvere. E non lo so, adesso parliamo, diciamo tanto che tra genitori e figli non si parla, ma anche una volta non era abitudine, onestamente, cioè non è che c'era molto dialogo nelle famiglie, taci e fai, taci e mangia, però quando come ci dire. Sedevi a tavola, quando ci si sedeva a tavola, c'era è vero, il pranzo e la vero, cena, è vero, era questo era diverso sicuramente. Adesso è molto più facile. Mi aggancio un attimo alla professoressa, anzi mi sono persino chiesta come fanno i ragazzi a scrivere un tema? Con che strumenti che sono tutto il giorno sul web, non guardano niente se non cose del web, niente. Quindi già sono stupita che riescano a scrivere qualche cosa, però
ovviamente se l'argomento è la famiglia è ovvio che ne parlano. Ma la domanda è anche questa, che stavo dicendo prima appunto, di questi ragazzi che fanno prima a scrivere anche i fidanzatini e le fidanzatine, perché a parole non si è più capaci, a contatto si dà colpa al Covid, ma non lo so, forse è stato tirato fuori questa cosa, ma sicuramente era anche prima. Cioè è molto più facile scriversi questi messaggi piuttosto che guardarsi negli occhi e dirselo. Manca il contatto umano proprio. Manca. Ascolta Laura, se tu al tuo ex marito avessi proposto dopo anni, perché non è che sia successo un piccolo porzione di tempo, io ti ho anche detto ma come hai fatto a sopportare tutto questo, l'avessi accompagnato in questi centri per il cambiamento maschile, lui avrebbe accettato? Non credo perché forse adesso che credo abbia capito, con un punto di domanda, forse abbia capito che cosa si è perso, nel senso non perché io sia la migliore del mondo come mi esaltava lui e che mi dava molto fastidio, e poi il contraltare era prendermi a botte, ma forse perché col senno di poi si riescono anche a capire queste cose, ma la vedo dura. Non lo so, la vedo dura che gli uomini scendano perché vuol dire che hanno già preso atto che stanno sbagliando, che hanno bisogno di un cambiamento. E allora, nel momento in cui tu mi dici ti porto da una persona che ti aiuta, io, se fossi io un uomo, direi che caspita, ma forse sto sbagliando qualche cosa allora, perché se non ho bisogno di andare da un medico, sto bene. Quindi se vado da un medico, perché in realtà comunque sono dei medici, dei dottori, delle persone che... Ma tu Laura hai mai pensato di fare questo? Cioè lui so già che dice ma io provo a dirlo, proviamo ad andare assieme. Tu hai mai... Potrei provare, non lo so. Quando succedeva questo tu pensavi? No, ma anche perché non pensavo che esistessero queste possibilità, queste possibilità di andare da uno specialista in maniera che... Ma non è che forse avevi paura di mettere in piazza quello che capitava? Anche questo. Cioè la vergogna, anche ecco questo, qua. Cos'è la vergogna, questo, professoressa? Perché è la vergogna che impedisce. E adesso devo dire quello che mi capita, questa famiglia del Mulino Bianco, così all'esterno, invece all'interno era una tragedia. Professoressa Serena, cos'è la vergogna per un ragazzo, per una ragazza, per una persona? Ecco, la vergogna di dire quello che veramente provo. E allora magari se ho la possibilità di scrivere, lo scrivo che ho bisogno di aiuto, però lo scrivo, se mi dai la possibilità io ti scrivo questo. Forse è il caso di riflettere su quello che ha detto, su questi pensierini. Prego, professoressa Serena. Sì, grazie Mirella della domanda. La vergogna credo che sia un'esperienza che facciamo tutti, da bambini, da adolescenti, da adulti, c'è sempre la vergogna, non tutto di noi può essere esternato e reso pubblico e quindi c'è uno spazio nostro che teniamo segreto, che teniamo anche difeso, perché la vergogna io credo che sia una forma di difesa per non sentirsi feriti, perché quando noi riveliamo tutto di noi ci mettiamo nudi di fronte all'altro e possiamo essere feriti. Ecco che allora secondo me ciascuno di noi attiva delle difese, o nasconde, o nega, o maschera, come quella ragazza che ha bisogno di truccarsi per 2 ore per poter affrontare la giornata, o evita oppure smette di farsi aiutare. Io ho un caso di un ragazzo che ha dei problemi piuttosto seri in famiglia, ha fatto un colloquio con la psicologa dell'istituto e dopodiché ha detto che stava bene e ha abbandonato l'aiuto. Quindi a volte è difficile ammettere di avere aiuto, perché questo, se io ammetto che ho bisogno di aiuto, sono costretto a fare un percorso. Questo percorso mi mette a nudo, mi ferisce, mi fa venire fuori cose che mi fanno male. Credo che ciascuno che ha affrontato un percorso anche di aiuto psicologico abbia sperimentato questo. Ogni volta che tu parli di qualcosa che ti fa male, stai male e ci vuole coraggio ad affrontare questo. Però è necessario, soprattutto quando c'è un disagio importante, perché per quanto doloroso possa essere il percorso ti può portare a crescere, a diventare una persona migliore, più forte anche. Sa perché le ho fatto questa domanda, professoressa Serena? Mi scusi, corro perché ormai siamo anche in chiusura. Certo.
Perché ci sono troppi suicidi, professoressa, e con tutte le possibilità che abbiamo forse di recuperare, di far capire a questi ragazzi che non devono passare quell'asticella, perché guardate, decidere di uccidersi è una cosa che pianificano, non è una cosa che fanno dalla sera alla mattina. Forse questo disagio, anche se voi insegnanti lo vedete, dovete assolutamente fare un percorso con loro. Non è possibile che noi vediamo questi ragazzi, queste persone togliersi la vita per un problema che c'era, perché ho parlato anche con degli emeriti psichiatri, ecco, anche psicoterapeuti, e dicono che i messaggi ci sono, quelli che lanciano ci sono questi SOS, è che qualcuno non ha voglia di ascoltare perché ti impegna. Allora cosa succede? È depresso, è un po' esaurito, e vabbè, passerà, è il momento, è l'età. No. Se però permetti, Mirella, l'insegnante lo fa presente ai genitori e i genitori ignorano questo o colpevolizzano l'insegnante di non essere una brava insegnante, perché c'è pure questo, cioè attenzione. Ma non è dal genitore che io dico che l'insegnante si deve rivolgere, visto che hanno messo questi psicologi, anche la regione, di persone che possono interloquire con questo ragazzo e capire cos'è il disagio. Di sicuro a casa se è così non hanno capito niente, perché è inutile spiegarlo, perché ci vuole anche competenza per capire, bisogna essere competenti, abbiamo bisogno di competenza, o sbaglio, professoressa, per questi ragazzi. Non è che puoi demandare tutto alla scuola e alla famiglia. Ci vogliono delle persone competenti che riescono a capire questo disagio che c'è e riescono a capire che forse bisogna aiutare questa persona, ma bisogna essere competenti, non è facile capire. Prego, voi potete solo fare l'aggancio, perché non possono esserci tutti questi suicidi nel silenzio assoluto della società. Era un bravo ragazzo, e dai a questo bravo ragazzo, era bravo a scuola, si comportava bene, faceva sport. Non basta, c'è un disagio che va letto. Prego, professoressa, e poi ci dica come ci saluta. Sì, allora grazie, è vero, quello che lei ha sollevato è un grosso problema. I ragazzi che stanno male, che sono depressi, soffrono di disturbi di ansia, di attacchi di panico già da giovanissimi, spesso chiedono aiuto, spesso sono già sostenuti anche dalla famiglia che gli fa fare dei percorsi, a volte però no. A volte vengono fuori anche dei temi, alcuni disagi. Io quando li leggo subito mi allarmo e chiedo, quando non sono loro a chiedere l'aiuto, propongo l'aiuto, magari prendo in disparte la ragazza, il ragazzo, cerco di intavolare il discorso, chiedere: guarda, vuoi fare due parole con la nostra psicologa? Noi abbiamo un servizio del CIC in tutte le scuole superiori, c'è anche alle medie, quindi ormai sono servizi di educazione alla salute che ci sono in tutte le scuole e a volte funzionano molto bene. Devo dire che nella mia scuola abbiamo tanti insegnanti che ascoltano, una psicologa molto brava, e quindi abbiamo una rete di aiuto che funziona, e devo dire che i ragazzi, sempre più ragazzi chiedono aiuto anche per cose magari non così allarmanti, quindi la mia visione è sì che ci sono alcuni ragazzi che si nascondono, che magari mascherano il problema, però ce ne sono anche molti altri che chiedono aiuto subito e questi possono essere aiutati. Perché abbiamo Marilena da Piove di Sacco, se no mi cade la linea, poi ci salutiamo. Prego Marilena. Sì, buongiorno a tutti. Volevo solo dirvi che sì, è giusto che ci pensino delle persone appropriate per questo problema, però il principio sono i genitori, sono loro che decidono se il figlio ha bisogno, e tante volte hanno un rifiuto, ma veramente un rifiuto, perché non ammettono che il figlio abbia problemi. Tutto là. Sono una nonna e ve lo dico perché ho un figlio psicoterapeuta e anche una nuora e anche una figlia insegnante, e purtroppo questi problemi sono molto problematici. Scusi il giro di parola, ma è così. Grazie Marilena, mi fa molto piacere questa telefonata che fa capire l'importanza anche di parlare di queste cose. Io sabato avrò l'Istituto Sansovino, professoressa, e spero di avere anche il suo, dove ho invitato i ragazzi. Io voglio far parlare i ragazzi e è già la terza volta che vengono e lei non ha idea cosa dicono questi ragazzi, come dice lei. No, lei ha idea, ma dico
di quanto bisogno hanno di parlare, di sentirsi protagonisti, di dire quello che pensano, di toccare argomenti delicati. Ho toccato l'argomento del razzismo perché avevo una ragazza di colore nero e gli ho detto: ma secondo te c'è questo problema? E poi l'ho chiesto anche ai suoi amici. Sa cosa mi hanno detto? Che è vero che c'è razzismo qui da noi. L'hanno detto loro. Professoressa, l'hanno detto loro, di fronte a questa compagna di classe, e l'ha detto anche lei. Capisce che bisogna iniziare a parlare con questi ragazzi e ascoltare quello che dicono, che forse fanno capire che sono più in là di quello che pensiamo, perché poi alla fine non è il ragazzo che vede il colore diverso, è il diversamente giovane, questo mi fa molta più paura. Non è il ragazzino che mi telefona e mi dice il diverso non lo voglio, sono loro che stuprano o che sono delinquenti. Sono i diversamente giovani, sono talmente diventati, non eravamo così, sono diventati egoisti, cattivi, rabbiosi verso questa persona che magari non ha fatto niente, solo perché il colore della pelle è diversa. I ragazzi mi hanno detto che ho ragione, professoressa, di dire questo. Ma perché non se ne parla? Perché non si parla di sesso poco nelle scuole, sessuologia? Una volta si parlava, adesso si parla più. Cioè capisce che questi ragazzi avrebbero invece bisogno di capire anche cos'è l'amore, il corpo umano, il rispetto. Perché sennò usano, certi, non tutti, certi, usano questo corpo della ragazza come un oggetto, usa e getta, capisce bene che non ci siamo. Come ci saluta, professoressa, veloce perché non ho più tempo. Beh, allora intanto grazie di avermi invitato, di avermi dato la possibilità di parlare del mondo in cui lavoro. Io penso questo, dobbiamo agire su più fronti, non arrenderci mai, anche quando vediamo risultati parziali, apprezzarli. Sicuramente noi potremo fare di tutto, ma non risolveremo mai tutti i problemi, però se possiamo risolverne anche uno nel campo in cui operiamo, lavoriamo nella nostra vita, nel pezzettino di società in cui ci troviamo a vivere, credo che non sia inutile. Se ognuno di noi facesse una piccola cosa a sua portata, ecco, dà un contributo, perché se ognuno di noi fa qualcosa le cose cambiano. Io credo questo. Sicuramente non risolveremo tutto e dobbiamo anche accettare il fallimento, perché ogni tanto c'è qualche albero che cade, c'è qualche situazione che purtroppo significa aver fallito, però non dobbiamo fermarci di fronte a questo, dobbiamo continuare a gettare il seme, secondo me, e a credere nel futuro, gettando a volte anche il cuore oltre l'ostacolo. Grazie. Allora cosa diciamo, professoressa? Sveglia Veneti, perché sennò sveglia notte non finirà mai, perciò dobbiamo svegliarci tutti, ma al mattino con dei buoni propositi, e forse dormiremo anche di più alla notte. Ecco, grazie professoressa Serena. Laura Groppo, come ci saluti, che messaggio vuoi dare? Allora, io mi auguro sempre che i bambini salveranno il mondo. Brava. Me lo auguro, perché forse dovremmo tornare bambini e ragionare come loro, senza pregiudizi, né razziali né di ogni sorte. E mi auguro che i ragazzi crescano sempre bene e restino un po' bambini comunque. E agli uomini cosa vuoi dire? E agli uomini invece una tiratina di orecchie, che capiscano di più, ma non solo le donne, chiunque le circondi, qualunque persona, qualunque essere vivente, perché comunque qualunque essere vivente ha bisogno di rispetto. La donna sicuramente, ma chiunque. Grazie anche a Laura Groppo, grazie a pubblicità. Noi, anche se siamo vestite proprio così, con pantaloni lunghi e tutto, abbiamo sempre quella paura comunque di uscire, paura che ci succeda qualcosa. Magari quando cammini per strada un fischio ti arriva sempre, o comunque sei sempre soggetta ad occhi non desiderati, ecco. Devono provare quello che proviamo noi, a sentire per strada macchine che si fermano e si fischiano, persone per strada che ci insultano, oppure
sono piccole cose, però dovrebbero capire loro cosa si prova in questo. Letizia, Luna, Diana, il racconto di ragazze che ammettono di sentirsi più vulnerabili rispetto ai loro compagni in quanto donne. Anche mia mamma preferisce sempre che magari sia con un gruppo di persone per uscire. Magari quando torno a casa dalla discoteca o comunque dalle serate, sì, succede di assistere ad episodi del genere, ma non sono mai piacevoli. Stavano litigando, erano abbastanza accese le due conversazioni, però comunque la ragazza ha detto prova a picchiarmi e lui letteralmente gli ha risposto prova a parlarmi un'altra volta così e vedi cosa succede a casa. E in quel caso lì, appunto, io ero con un mio amico, mi sono fermato e ho detto come scusa? 3 voci tra le tante di una platea che questa mattina ha ascoltato diversi interventi, tutti focalizzati al contrasto della violenza di genere. Più attente le ragazze, più distratti i colleghi maschi, il culmine di un momento di confronto che li ha portati a lavorare in classe durante l'anno. È importante soprattutto per i maschi cominciare a riflettere su quali sono, diciamo, gli elementi, le basi per delle relazioni sane, relazioni non soltanto di genere, ma proprio nelle relazioni in generale. Cambiare le cose è possibile a partire da noi, dicono i ragazzi della consulta che questa mattina hanno presentato la carta dell'impegno al rispetto, 10 punti in cui si spiega come difendere e rispettare le libertà dell'altro. È una cosa sbagliata soprattutto per il principio che c'è dietro a questa cosa di sentirsi superiore a un altro genere solamente perché magari hai più forza. Gruppi di confronto sono stati attivati anche all'ISRA questa mattina alla lettura della storia di Anna Maria, ospite dell'Istituto Menegazzi, la privazione della libertà, la sottomissione ai maschi di casa e l'esortazione ai giovani a non perdere di vista questa battaglia. E loro portano dei messaggi di emancipazione di quanto sia cambiato ma quanto ancora debba cambiare. Quanto c'è da cambiare, però questi ragazzi li avete sentiti, loro ci sono nel pezzo, anche non solo ragazze ma anche ragazzi, perciò vuol dire che questa cultura un po' alla volta dovrà più cambiare, basta che questi ragazzi poi non arrivino alle scuole con gli avvocati. Quindi abbiamo uno questa mattina che è anche un'amica della Mirella, che mi fa molto piacere averla ospite, che è l'avvocato Lorenza Secoli, che si occupa anche di penale, perciò grazie Lorenza di essere qui con noi e saluto anche Domenico Telesca, vediamo se eccolo qua. Ciao Domenico! Com'è andata la colletta, Domenico? Com'è andata? Molto bene, siamo allora stati contenti. Allora non daremo i numeri, ma Telesca ci darà i numeri di questa colletta alimentare importantissima che è stata fatta qui a fine novembre, però direi chiedere anche all'avvocato Lorenza Secoli cosa ne pensa di questi genitori che, siccome non vogliono impegnarsi, impegnano l'avvocato, allora non tutti fortunatamente, però dobbiamo parlare anche di questi, perché io mi trovo a parlare con questi insegnanti che hanno paura, sono con le spalle al muro per paura di sbagliare, di fare quel piccolo passo in più che li mette proprio in grossa difficoltà. Com'è la situazione del tuo importante osservatorio, Lorenza? In effetti, allora personalmente non mi è capitato finora, ma sento da più parti che gli insegnanti sono veramente timorosi, per non dire terrorizzati, di fare qualsiasi cosa nei confronti degli alunni. Adesso sappiamo che sono addirittura cambiati i voti, non ci sono più i voti per non sminuire e per non far arrabbiare i genitori, e molto spesso il genitore ritiene che il figlio sia sempre il migliore, sempre il più bravo e che a sbagliare siano gli altri, a partire dagli insegnanti. E non è la prima volta che si aprono delle cause vere e proprie in tribunale per i voti, per le sospensioni, per problematiche che dovrebbero nascere e finire in classe e gestite dai professori e che invece escono dalle aule della classe per entrare nelle aule del tribunale. Naturalmente ogni professione ha le sue competenze, per cui non è una cosa che mi vede favorevole, ecco. Un'altra cosa importante, tu hai seguito anche dei casi importanti e soprattutto questa aggressività nascosta, mal interpretata, celata anche dalle famiglie che non si rendono conto che questa persona è pericolosa, bravi ragazzi, si comportano bene, poi scatta quel click e non si fermano più. Cos'è per un avvocato l'aggressività
e delle volte anche difendere l'indifendibile. Abbiamo sentito Gino Cecchettin con l'avvocato di parte che ha detto mi sono sentito umiliato, è stata umiliata mia figlia, certe cose non si dovrebbero dire, il rispetto anche per quello che è rimasto a casa con questo dolore enorme che è la perdita immane di questa ragazza. Si può difendere l'indifendibile, avvocato Secoli? Sì, quando si perde una persona cara in reati particolarmente gravi, ma anche se non si perde, ma quando viene violata una persona cara, naturalmente non c'è giustizia sufficiente e questo è la base da dire. È vero che molto spesso, nella quasi totalità dei casi, la violenza non è espressa prima o comunque è celata e non viene riconosciuta, per cui si parla appunto di bravi ragazzi, persone che non hanno mai dato motivo di sospetto, le famiglie si stringono spesso intorno al colpevole, cercano di difenderlo, di dire che questa persona non era mai stata violenta, che questa persona era sempre stata, come dici tu, una brava persona. I segnali probabilmente ci sono, quando interviene lo psichiatra o lo psicologo nell'ambito del processo ovviamente è tardi perché il danno è già stato fatto, spesso i consulenti d'ufficio, quindi gli esperti, vedono la pericolosità, riconoscono i segnali, però ripeto, ex post, quando il fatto è già accaduto. Sulla difesa dei colpevoli, naturalmente tu lo sai, c'è un diritto di difesa garantito dalla Costituzione. Noi avvocati siamo chiamati a far rispettare questo diritto e quindi le tutele per gli indagati e gli imputati sono molte e sono rispettate anche dai giudici. Si cerca naturalmente di salvare quello che c'è da salvare, si cerca di limitare magari una pena che potrebbe essere anche devastante, un ergastolo, 30 anni di carcere, lo possiamo pensare, sono devastanti per una persona. Quindi si cerca di tirare fuori il meglio, quel poco di buono che c'è dalla situazione per facilitare insomma anche l'espiazione della pena. Allora adesso sentiamo cosa ne pensa invece Domenico Telesca, referente della colletta alimentare della provincia di Treviso, soprattutto per quello che riguarda i giovani. Io continuo, Domenico, a vedere pochi giovani nelle collette alimentari, molti diversamente giovani, tanto è vero che la colletta alimentare viene fatta principalmente dagli alpini da anni. Eppure anche con la raccolta nelle farmacie per i bambini, io ho avuto la fortuna di avere una classe che è venuta ad aiutare e questi bambini sono strafelici. Noi li abbiamo intervistati, mi dispiace che non ho il servizio ma lo ripeteremo, ed erano strafelici di fare qualcosa per gli altri, di aiutare i bambini. Come si può secondo te far capire che forse c'è anche un altro modo di insegnare, di rendersi utile alla società? Questa educazione civica anche con la colletta alimentare secondo me dovrebbe essere all'interno dell'ora di studio. Io sono convinta, premiando anche questi ragazzi, perché se no non diventano protagonisti non li intrigheremo mai, Domenico, io sono convinta di questo. Loro vogliono essere protagonisti, però dobbiamo andarli a prendere perché da soli non arriveranno mai. Prego Domenico. Sì, è proprio così. Io infatti qualcuno sono andato a prendermelo, nel senso che dove ho trovato la disponibilità degli insegnanti sono anche andato a incontrare i ragazzi a scuola e a raccontare cos'è la colletta. E devo dire la verità che i ragazzi hanno una capacità di ascoltare quando si accorgono che c'è qualcosa di interessante che davvero mi fa dire
i ragazzi hanno una capacità di comprendere dove c'è il bene che magari noi adulti non abbiamo più, per cui è vero che è necessario aumentare anche un po' questo impegno nelle scuole. Non è semplice perché ci sono tante iniziative, tante cose che si possono fare, quindi chiaramente diventa abbastanza impegnativo anche per gli stessi insegnanti trovare i tempi giusti. Però dove siamo riusciti a incontrare i ragazzi devo dire che è stato veramente positivo il ritorno. E questa è la risposta, Domenico Telesca. Noi dobbiamo far capire a certi insegnanti, poi io dico sempre, Domenico, e lo dico anche all'avvocato Secoli, che io non devo essere fortunata ad essere su quella scuola, avere quell'insegnante. Io devo essere fortunata ad avere quello che mi aspetta di diritto, e non è una fortuna, è un diritto che mi aspetta, ed è un diritto anche imparare cos'è la diversità, cos'è il diversamente agile, cos'è il diversamente giovane, come occuparmi di loro, cosa fare, io che sono più bravo di loro magari con la tecnologia. Qualcosa si sta muovendo adesso, ma con dei passi lenti che non ne parliamo, è sempre una questione di sensibilità del dirigente scolastico, dell'insegnante e della famiglia a volte. Invece io ho chiesto anche a molti sindaci, anche al presidente delle Proloco a livello nazionale, di iniziare ad andare a suonare i campanelli a casa, come si faceva una volta. Io faccio questa manifestazione, ho bisogno di ragazzi, perfetto, vado a suonare il campanello dei genitori e dico: faccio questo, tuo figlio avrebbe piacere di venire, glielo possiamo chiedere se vuole venire a darmi una mano. Una volta si faceva così e i numeri c'erano. Adesso tu mandi la mail, come diceva il presidente della Proloco, nessuno risponde, la telefonata sì, glielo dirò. E sai cosa mi ha detto? Faremo così, Mirella, hai ragione, dobbiamo tornare a fare quello che si faceva una volta, andando di persona e intrigandoli. Cosa ne pensi, Domenico? Sì, in effetti c'è un po' la difficoltà di incontrare le persone, anche perché forse anche un po' la tecnologia rende tutto troppo smart e certe cose sono così veloci che si perdono in un attimo. Però ripeto, voglio sottolineare questo aspetto, che la possibilità perché il bene possa passare, questo avviene attraverso un incontro con persone che in qualche maniera, anche quando mi raccontavi prima degli alpini, sono comunque una grande testimonianza, perché anche le persone adulte che spendono del tempo in maniera gratuita per proporre un'iniziativa come il banco non lasciano indifferenti, perché le persone che incontriamo guardano i volontari quasi stupiti che uno oggi dia del tempo gratis per aiutare un'altra persona. Questo credo che sia la testimonianza più grande che possiamo dare e forse l'incentivo migliore perché uno possa legarsi anche ad iniziative come queste. Io ho visto che quei ragazzi che sono venuti volevano rimanere all'inizio un'ora, sono rimasti 4-5 ore, quindi qualcosa vuol dire che passava. E in effetti è quello, bisogna intrigarli, farli diventare protagonisti. Io lo faccio questo anche all'interno del Banco Solidale e devo dirti la verità, quando gli dico dai fai la spesa tu a questa signora, che loro non erano venuti per fare la spesa ma fare qualcos'altro, magari mettere a posto la biblioteca, fare queste cose, il primo momento rimangono dicendo no Mirella, no, è vergogna, ecco qua la parola vergogna. Poi invece quando dai ti seguo io, vai tranquillo, iniziamo, dai chiedila, cioè gli stimolo, no? Devono andare avanti, non possono dire di no. Poi mi dicono, ma che bella sta roba, non avrei mai immaginato, che bello che è fare la borsa. E sai cosa noto? La sensibilità. Dove? Quando mi chiedono, Mirella, sono in 4-5, quanta pasta do secondo te? Io dico, dimmi tu cosa, se tu fossi, ecco, la tua famiglia, quanta pasta daresti? Oh, la zeccano, cioè sanno.
Allora, avvocato Secoli, forse intrigarli di più, cosa dici Lorenza? Sì. Far capire loro che il mondo gira in un'altra maniera? Ma dobbiamo essere noi però. E anche responsabilizzarli, Esatto. perché spesso trovano tutto pronto, col telefonino vanno dappertutto, sanno tutto, perché basta che digitano 2 parole e riescono a sapere cose che noi genitori dovevamo o guardare l'enciclopedia o studiare per sapere certe cose che adesso loro sanno in un attimo. Hanno tutto pronto, non hanno nessun tipo di responsabilità. Il fatto di dirgli: guarda, hai la responsabilità di questo piccolissimo progetto, che può essere appunto una spesa, una borsa da fare, e sono in grado, ne sono veramente, sono attenti, sono anche molto sensibili. Bisogna dargliene l'occasione. Io credo che l'occasione adesso sia la scuola, purtroppo, perché lì si vedono. Fuori dalla scuola sono tutti chiusi nelle loro camerette. Quei pochi fortunati, molti fortunati che fanno sport hanno anche la possibilità di vedersi facendo sport, di partecipare a una squadra, di interagire anche con degli avversari, e quella secondo me è una grandissima fortuna, ma gli altri se ne stanno a casa. L'involucro dell'educazione civica che è nei piani formativi delle scuole può dare una grandissima possibilità. Ci sono tanti progetti, come diceva il tuo ospite, però tra questi si può incastrare qualcosa. Il problema secondo me è la burocrazia, perché anche io come avvocato nell'ambito di un progetto del Consiglio Nazionale Forense sono intervenuta in alcune scuole per fare un progetto di dialettica, ovvero una discussione con le parole, quindi utilizzando le regole di Schopenhauer, di Cicerone, no? Come i vecchi oratori. Quindi litigare, tra virgolette, quindi ognuno aveva una tesi diversa, però con le parole, ed è un progetto che ha interessato moltissimo i ragazzi. Purtroppo per organizzarla con l'attuale burocrazia bisogna partire a giugno, ad agosto, per avere un progetto che parta a ottobre. E magari il banco alimentare o altri progetti non sono pronti, insomma. Però lavorando su questo, secondo me, tante cose si possono fare. Non più educazione civica solo a scuola, ma anche all'esterno della scuola, con punteggio. Questa è educazione meno civica. male. E l'ultima cosa, ti assicuro che i ragazzi coinvolti a scuola, se gli dici di venire al pomeriggio, ci vengono e volentieri. Avete capito? Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro. Ciao Mirella, 2 cose veloci, quindi parlo in dialetto che così vado più veloce. La prima, diciamo che sta il fatto che l'avvocato dica in riferimento al processo del giudice che tengo, che sta ragazza a invitare il ragazzo, non è lo forzare, come dire che forse fosse anche lo stalking che c'era, oppure dire che ma il ragazzo non è un narcotrafficante colombiano, ma infatti non è processo per traffico di droga, no? Però che sta che l'avvocato dica queste cose, ma il problema è che speriamo che il giudice nella sentenza non si faccia influenzare da queste cose, cioè l'avvocato fa il suo mestiere, speriamo che faccia bene anche il giudice. 2, sulla violenza nella società di tutti i tipi, anche l'autoviolenza oppure quella sulle donne, no? Decenni fa la società era organizzatissima in modo preciso, in modo omogeneo e diffuso, era organizzata sul lavoro, nella famiglia, o anzi ancora meglio nelle famiglie, era organizzata anche nella religione, cioè volevamo chiamare patriarcato, benissimo, non è problema, ma a quei tempi là la società era molto organizzata. E quindi quando capitava un fenomeno di violenza era facile anche capire perché si doveva creare questo fenomeno, era facile capire anche dove che si poteva creare e anche eventualmente la reazione a questi avvenimenti. Adesso la società negli ultimi decenni si è squagliata, però è rimasti fenomeni, ma i fenomeni che non si più collegati a una società, a un'organizzazione sociale, ma sono sporadici, anarchici, casuali, e questo crea, secondo me, ancora maggior difficoltà nel capire e nel prevedere perché una cosa succede o se può succedere. Perché ti fa riferimento a cosa? A che rapporti umani e sociali che è quasi inesistenti? Ciao, grazie Mirella.
Grazie a te Vladimiro. Allora, l'avvocato di parte fa l'avvocato di parte, diceva Vladimiro, è giusto che sia così, a vedere dopo cosa si deciderà. Quello che però traspare è che l'opinione pubblica è molto allarmata. Io ho avuto anche la mamma di questa ragazza, anzi ne ha perso 2, ha perso la figlia Jessica e anche la nipote, e dice: Mirella, 7 anni, 2 omicidi non li accetto, non può essere 7 anni, io vorrei una pena giusta, equa, almeno quella, mia figlia non torna più, mia nipote non torna più, 2 bambine rimaste senza mamma, 7 anni, 2 omicidi, oltretutto ubriaco, scappato, ed è difficile accettare queste sentenze, perché la gente vorrebbe anche questa sicurezza, almeno che la giustizia ci sia, ma non può essere giustizia 7 anni, 2 omicidi, perché questo è, prego. Giustizia non sarà mai quando si perdono delle persone che non torneranno mai più, quindi neanche, se vogliamo dirlo, neppure 30 anni possono giustificare togliere la vita a una persona. Detto questo, c'è una distinzione per il codice tra quello che è un delitto doloso, quindi volontario, quindi un omicidio volontario, per cui io ti ho davanti, voglio toglierti la vita, e quello prevede delle pene molto, molto alte, e quello che è l'omicidio colposo, ovvero io tolgo la vita delle persone ma non volontariamente, perché appunto, come nel caso, avevo i sensi alterati o ho sbagliato qualcosa. Pensiamo alla responsabilità medica, sbaglio nell'operazione e muore una persona. E naturalmente c'è una enorme differenza anche da un punto di vista della pena. Poi consideriamo tutte le attenuanti di cui il giudice spesso tiene conto, il fatto che sia la prima volta che si commette un delitto, il fatto della giovane età, il fatto del... addirittura è di poco fa una sentenza della Cassazione che diceva, in un omicidio dove era stato dato l'ergastolo, diceva no, la Cassazione, non bisogna dare l'ergastolo perché bisogna considerare che l'omicida era stressato perché c'era il Covid. Quindi ha rimandato il caso, ovviamente era un femminicidio, quindi il compagno che aveva ucciso la compagna. È ritornato in Corte d'Assise d'Appello per rivedere la questione dello stress di questo povero assassino, e la Corte d'Assise d'Appello fortunatamente ha riconfermato l'ergastolo, quindi ha detto stress o no stress, riconfermiamo l'ergastolo, e quindi è stato riconfermato. Però questo per dire che ci sono molti elementi da valutare. Sì, è vero, però è anche vero, sarà anche il primo omicidio, però questa persona non torna più, certo, e tu gli hai tolto la vita, certamente. E questo lo trovo di una gravità inaudita, perché nessuno può togliere la vita a un'altra persona. È una cosa veramente che non sta né in cielo né in terra, però queste pene, a detta di queste persone che sono le famiglie, noi li vediamo sempre fuori dei tribunali, sono sempre insoddisfatte perché per loro non è la pena che equivale alla perdita del loro caro. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Mirella, e buongiorno agli ospiti. Io volevo fare una precisazione, Mirella, della telefonata che ho fatto sabato. Tu hai detto che eri d'accordo con me non per le botte da dare ai figli. Io non sono d'accordo per le botte, io le ho subite, Mirella, e ti assicuro che è un trauma. Dunque non è che sono d'accordo per le botte che si danno ai bambini, ai ragazzini, insomma io non sono d'accordo per il dialogo, sono d'accordo per altre cose, purtroppo io le ho subite, e come all'epoca, come me, diciamo una parte dell'epoca subivano lo facevano per raddrizzarti, perché dovevi obbedire. A 6 anni non è che devono raddrizzarti, però la mentalità, la cultura era quella. Per fortuna che non tutti facevano queste cose,
e sono dei traumi. Poi Mirella, negli anni, quando cominci a diventare 18-20 anni più adulto, è chiaro che io mi sono fatta una domanda, ho dato delle colpe a mia mamma, però allo stesso tempo l'ho anche scusata, perché era una mentalità arcaica che era tramandata con sua mamma, con la famiglia di origine. Mio papà non era così, perché la famiglia di origine non usava la violenza. Allora, a un certo punto mi sono detta, io devo mettere da parte questa cosa, è un trauma, d'accordo, ma non posso vivere tutta la vita con sto pensiero di sto trauma, perché sarebbe deleterio per la mia vita futura. E così ho fatto. Io ho voluto molto bene a mia mamma, è morta a 93 anni, sono stata vicina a lei per una cosa importante, Mirella. Mia mamma e mio papà mi hanno messo al mondo e mi hanno fatto sana, e questo io li ringrazierò, ormai non ci sono più, li ringrazierò a vita. Scusa, ma mi sto emozionando. Cara Sandra, hai fatto bene, Sandra, a spiegare, perché vedete, io ve lo dico sempre, delle volte quando telefonate voi non vi rendete conto magari nell'euforia di quello che dite e il messaggio che passa magari è sbagliato, allora io lo riprendo, però dovete capire che non dobbiamo fare messaggi anche con le parole brutte. Io dico sempre, mi raccomando, siate educati, può sfuggire qualcosa ma non più di tanto, perché davanti alle telecamere ci sono tantissime persone che ascoltano, e se tu dai un messaggio sbagliato alle fragilità, quelle che non riescono a capire bene invece che il messaggio è sbagliato, diventa veramente un problema, poi un problema che loro prendono, ascoltano e assorbono come spugne, e se il messaggio è sbagliato diventa veramente traumatico per loro, perché poi i loro comportamenti diventano quelli che poi vediamo. Detto questo, Domenico, volevo chiederti un'altra cosa importante. Che numeri hai avuto in questa colletta alimentare? Io ho avuto ospite l'Alpino che mi ha dato una mano, perché Mirella e i volontari avevamo anche farmacia per i bambini come raccolta, eravamo tutti presi anche perché è stata spostata la data della colletta alimentare, e perciò vogliamo capire che numeri ci sono, perché la solidarietà c'è. Quando la persona capisce che è ora di aiutare la comunità si rimbocca le maniche e lo fa. Mi sembra che dei numeri siano dei numeri molto importanti, anche come numero di supermercati che hanno aderito. Prego Domenico. Sono numeri importanti soprattutto perché quando si arriva a novembre tante associazioni ci segnalano che sono ancora in difficoltà perché il banco alimentare comincia ad esaurire le sue risorse, e il banco quindi è fondamentale non solo per tutto l'anno, ma in questa occasione come quella della colletta c'è un doppio passaggio. Il primo, che raccontiamo a tutti cos'è il banco alimentare e tutti possono partecipare, e le associazioni che sono poi in contatto con il banco, che ricevono come la tua i generi alimentari, possono finalmente avere un pochino di più di quello che hanno solitamente tutto l'anno bisogno di recuperare. Quest'anno è andata molto bene, secondo me ci sono due aspetti importanti. Il primo, che quando si fa più fatica la gente capisce di più. Cioè la solidarietà diventa ancora più chiara quando si fa fatica, e quindi ne abbiamo avuto riscontro. L'anno scorso abbiamo fatto 117 tonnellate in provincia di Treviso, quest'anno siamo arrivati a 122 tonnellate, 150 supermercati, centinaia di volontari davanti a tutti questi supermercati. Veramente ci ha colpito questa solidarietà, non solo nei numeri, ma anche nella partecipazione come rapporto tra la gente che andava nel supermercato e i volontari. Io ho riscontrato, come racconti, alcuni episodi particolari, il fatto che potessero partecipare anche, c'erano delle persone straniere che magari il volontario guardando era quasi un po' titubante, è rimasto un po' in disparte, quasi a voler giudicare prima chi poteva dare un aiuto o meno. Ebbene, sono state le persone che hanno dato di più, e questo stupisce, perché vuol dire che chi ha bisogno si accorge di più
che quel bisogno non è solo il suo e quindi partecipa, e questo è un esempio. Un altro, un signore che è uscito e raccontava: ma io durante la guerra, io mi ricordo quando mi portavano in campagna perché non avevamo nulla da mangiare e c'era della gente che era così generosa che ci dava da mangiare, e commuovendosi con le lacrime agli occhi ha detto: come posso non aiutare? Per cui queste cose ti fanno capire che la gente partecipa perché sulla propria pelle capisce che cosa significa la portata di questo gesto. E i risultati così importanti ci fanno dire che in effetti in qualche modo stiamo riuscendo a far capire l'importanza di quello che è il gesto di una colletta così gratuita, così semplice, gratuita nel senso che lascia a tutti la possibilità di poter decidere quel poco che si può dare, ma è un poco che sommato a quello degli altri diventa veramente un grande aiuto per tutti. Grazie anche per gli esempi che hai portato, perché sono esempi positivi che fanno sperare in un futuro migliore. Ecco, questa persona che molti chiamano il diverso, invece il diverso forse è anche quello che capisce che in questo momento ha ricevuto e deve ricambiare, cercando anche lui di fare quello che si fa nella solidarietà e donare. È molto importante, ti ringrazio Domenico per aver portato questi esempi. Abbiamo Adriana da Crocetta, vai Adriana. Ciao Mirella, scusa Ciao. che sono afona. Dico, non si muore mica se sai di fame. Le mie nonne avevano 11 figli e mangiavano tutti, sono diventate grandi, 1,90 e stanno bene, hanno trovato lavoro. Sai cosa c'è piuttosto? Che adesso ci siamo più pretensiosi, siamo più... vogliamo un po' di tutto, anche quello che hanno gli altri che magari noi non possiamo avere, perché la vita è così. Ieri, per dirti una cosa, qui sulla panoramica c'erano sempre quelle macchine, ho detto a mio marito: ma dove vanno tutte queste auto a mangiare sul suo modello, che tant'è vero, se vai non trovi posto. Allora ci sono persone che ne hanno bisogno, ma ci sono le persone che potrebbero farne a meno. Grazie, ciao Mirella. Allora, abbiamo sentito Adriana Crocetta, infatti io dico sempre, Adriana, se ti ricordi, che tu vedi quelle che riescono ad andare nei agriturismo, nei ristoranti, perché li vedi, ma non vedi quelli che sono a casa, che non riescono neppure a uscire a prendere l'autobus per venire a fare la spesa. Questa è la verità. 6 milioni di poveri sono anche famiglie che con 2 stipendi non riescono più ad arrivare alla fine del mese. Questa è la verità tragica che stiamo vivendo anche qui da noi nell'ex ricco nord-est. Come commenti, avvocato Secoli, quello che ha detto anche domenica, questa solidarietà anche da parte di persone cosiddette diverse, questo anziano invece che si ricorda cosa vuol dire avere fame ed essere stato aiutato, e il ricordo fa venire le lacrime agli occhi, perché è un ricordo di sofferenza che lui continua a vivere. Ecco, forse questi ragazzi, se capissero anche ed ascoltassero queste persone, ecco, queste sono le persone che dovrebbero andare nelle classi, perché è inutile parlare, bisogna essere anche competenti quando parli nelle classi. Questi ragazzi sono là con le antenne che ti ascoltano. Prego Lorenza Secoli. Allora, io credo che la solidarietà sia contagiosa, sono convintissima di questo. Adesso sentire i racconti delle persone che aiutavano ci ha fatto sentire bene, cioè, dà uno stimolo a dire ma sì, facciamo di più, e io credo quindi che le buone notizie come quelle che ci hanno appena dato devono essere pubblicizzate, devono essere divulgate. Ci vorrebbe un telegiornale, un intervento solo di buone notizie, ovvero di chi aiuta gli altri, di risultati che sono stati raggiunti, di una persona che era violenta e che non lo è più, di una persona che era dipendente dall'alcol o dalle sostanze e che è guarito. Ecco, queste informazioni qua secondo me dovrebbero essere
diffuse anche nelle scuole e far capire che si può fare, si può aiutare fa bene, fa stare bene noi, fa stare bene gli altri, e allora perché tenerlo per sé? Io per esempio ho un'idea che non è molto condivisa, ma io veramente ne sono convinta, perché le persone famose non dovrebbero dire che fanno beneficenza. Molte persone famose e ricche fanno beneficenza, però si tende a dire no, non lo deve dire per fare, e invece no, lo deve dire, così. Avete capito perché è mia amica? Avete capito perché? Perché la pensa come me, no? Perché è vergognoso dire che ho fatto solidarietà, non ho capito. Appunto, non c'è niente da vergognarsi, anzi, se io ho dei follower, adesso si chiamano così, o dei fan, o qualcuno che mi ama, farà come faccio io. La bontà va imitata e deve essere imitata. Allora, se io faccio beneficenza e sono una persona famosa, lo devo dire, anzi bisogna diffonderlo in modo che altri facciano come me, non tenerlo nascosto. Invece si fa pubblicità delle cose negative, non so, hai evaso le tasse piuttosto che, e non delle cose positive. Grazie veramente, avvocato Secoli, di aver detto quello che dice spesso la Mirella, ma cos'è sta storia che non devo dire la solidarietà? Però è anche vero, Domenico Telesca, che se non arrivava questa colletta alimentare fatta da voi per i banchi nazionali, noi eravamo con le spalle al muro. Per fortuna io col 5 per 1000 riesco a comprare tante cose, perché io sono dell'idea che la borsa deve essere dignitosa, la borsa non può essere fatta solo di dolci. Nella borsa, come facciamo noi quando andiamo al supermercato, prendiamo le cose che servono e che ci piace mangiare. Certo. Ecco, quando dicono ma no, loro non mangiano la pasta, il pane, a parte che sono tutte balle, perché io senza pasta e senza pane sempre, perché sono abituati a mangiarlo e hanno capito l'importanza. È come noi andassimo nei loro paesi, voglio vedere se mangiamo quello che mangiano quasi sempre loro. Ecco, ci rifiutiamo, poi lo assaggiamo un po' alla volta, ci avviciniamo. Però quello che è il problema è che non arriva più niente. Domenico Telesca, cosa sta succedendo? Eppure tu lo sai, l'ho detto anche l'ultima volta, la penultima volta che sei venuto, che ogni mattina continuano a buttare via tonnellate di cibo, dai formaggi alla carne, a di tutto e di più, perché non si può dare, perché c'è una scadenza. Ma è proprio vera sta storia o c'è qualcosa sotto? Non mi tornano i conti, Telesca, proprio non mi tornano questi conti. Cosa dobbiamo fare per far capire che questo cibo forse potrebbe essere distribuito? Abbiamo mense, abbiamo di tutto e di più, abbiamo sempre più gente che ha fame, e cosa facciamo? Carne io non ne vedo mai arrivare, se no qualche volta, qua l'olio non ne parliamo, caffè non ne parliamo, cioè latte manca sempre perché è sempre poco, e sono la passata di pomodoro, cioè non è che questi vogliono la luna, mangiano queste cose, siamo sempre senza. Prego Domenico Telesca, cosa sta succedendo, tu che hai gli occhi su questo osservatorio importante? Allora, sicuramente c'è un rallentamento rispetto a quelli che sono stati fino ad oggi anche gli aiuti che attraverso sia la Comunità Europea che gli aiuti nazionali in qualche modo riuscivano a compensare anche queste carenze. Noi ci auguriamo che si sblocchi quanto prima. Sicuramente c'è l'impegno da parte del Banco Alimentare, ma non solo del banco, anche di tutte le altre realtà che a livello nazionale in qualche maniera sono coinvolte per dare un attimo più di respiro a alle realtà caritative. È un aspetto che abbiamo affrontato da parecchio, ci siamo resi conto di questa cosa qui, ancora di più per questo abbiamo voluto e abbiamo insistito perché la colletta potesse essere fatta con dei numeri importanti. Io mi auguro che anche a livello istituzionale le cose riprendano il giusto corso. Non è semplice anche spiegare alle realtà che sul territorio hanno il cibo e che le hanno a disposizione che è possibile in qualche maniera recuperare quello che avanza. Non è facile perché bisogna seguire delle regole, però anche come Banco Alimentare sul territorio stiamo cercando di conoscere tutte queste realtà
in modo da evitare che ci sia uno spreco. È un paradosso, ma è un paradosso che abbiamo visto tutti gli anni, abbiamo descritto anche tutti gli anni, un po' come la storia della signora che diceva prima, c'è tanta gente che magari ha del superfluo, ha tanto di più, e tanta gente invece che non riesce ad avere nulla. Questo è un paradosso che è tipico di una società complessa come la nostra, e tutto il lavoro che il banco sta facendo, io invito anche ad andare a vedere come funziona il banco alimentare, andando magari nelle sedi dove è possibile, perché comunque tutto questo, queste difficoltà possano essere Però Domenico superate. Tedesca, scusa se corro, ma purtroppo l'ora è volata. Certo. Ma io mi ritrovo ad avere dei banchi indiretti che sono stracolmi di roba. Allora già abbiamo una spesa, nel senso che dobbiamo mandare questo camion a prendere la roba ai banchi alimentari. Se poi dobbiamo fare altri giri per andare anche a prendere... Come mai questi empori indiretti sono così strapieni di roba e i banchi invece, quelli nazionali, ne hanno così poca? C'è qualcosa che non torna nei conti, come mai? Ma secondo me è semplicemente che sul territorio ci sono tante realtà che si impegnano proprio sullo stesso obiettivo. Magari facendo rete questo potrebbe essere un po' più facile per tutti, non sarebbe meno complicato se potessimo in qualche modo gestire le cose insieme. Non è semplice, non è un impegno facile, anche perché bisogna mettere insieme tante persone. Sicuramente chi è sul territorio è più in grado magari di incontrare e conoscere delle realtà che possano dare un aiuto. È la stessa ragione per cui lo stesso banco alimentare non aiuta direttamente le persone in difficoltà, ma le associazioni che sul territorio aiutano chi è in difficoltà, proprio perché si possa arrivare veramente alle persone che hanno bisogno e non in maniera un po' troppo superficiale a distanza. Mi auguro che questa cosa qui nel tempo, è un lavoro non semplice, me ne rendo conto, ma è un impegno che richiede la responsabilità di tutti perché possa essere più facile raggiungere soprattutto il primo obiettivo, quello di aiutare chi veramente è in difficoltà. Questa è la cosa che abbiamo tutti a cuore e spero che nel tempo si riesca a dialogare anche di più, ma non è una mancanza di volontà, è semplicemente che non è semplice intercettare tutti i bisogni. Il fatto che magari davanti ai supermercati incontriamo persone anche in difficoltà che chiedono, vuol dire che non si conosce bene tutta la realtà che dà aiuto. Ma le stesse questo è il persone ruolo che dovrebbero volontarie, fare i servizi sociali, caro Domenico Tedesca. Sì, e invece ma anche le persone in no, difficoltà. perché funziona così, non è possibile Certo. che si sentano sempre i soliti noti, tutto il resto è noia, no? Lo dico io perché è la verità, bisogna anche avere il coraggio di dire la verità, che non ci sono solo i soliti noti, ma c'è anche un mondo dietro che aiuta e che andrebbe anche questo supportato. Allora, detto questo, sentiamo Maria da Bovolenta. Ciao Maria. Ciao Mirella e un buongiorno ai tuoi graditissimi ospiti. Allora Mirella, io volevo dirti che sono la testimonianza che ho avuto bisogno di te, ti ricordi? E sei stata un pilastro per me, ci hai salvato proprio veramente da una brutta situazione che mi trovavo. E io non mi vergogno di dire, si deve vergognare quando si va a rubare, ma chiedere mai vergognarsi, sei la persona che ti può aiutare. A me mi hanno insegnato così, casa mia, chiedere sempre e mai rubare, se possono, e se no, ecco. Io Mirella posso dire grazie di esistere, grazie di esistere questi banco alimentari. Bravo. Veramente se non ci fossero ci sotrebbero sottoterra, sai Mirella, ecco, è un momento brutto, insomma dai, andiamo avanti e se avessi bisogno io scommetto che mi daresti un'altra mano del banco tuo alimentare, Mirella. Cara. Ecco, va bene cara, ti saluto. E esisti sempre così, stai sempre così, che sei il pilastro di noi che ha bisogno.
Siamo in tanti, non è solo la Mirella, vedi Maria, hai fatto bene voi. Ecco, io odio quando sento io, invece dobbiamo parlare noi. A me piace il noi, il voi, ma l'io mi dà fastidio e questo io sta cominciando a girare anche nella solidarietà, anche quella più nel pezzo, e questo non fa bene di sicuro, tanto è vero non sappiamo neppure come andrà a finire con questo socio sociale che sarà tolto dalle ULSS e verrà gestito dai comuni. Nessuno ne parla, c'è confusione. Io vorrei proprio capire chi gestirà tutta questa montagna di soldi che arriveranno, credete alla Mirella. No, non ci sono soldi, ci sono come i soldi. Il problema è vedere come girano. Allora, avvocato, ma trasparenza cos'è? Eppure la trasparenza dovrebbe essere proprio una cosa che dovrebbe regnare sovrana, trasparenza, etica. Prego. Siamo sommersi dalla burocrazia, mi spiace dirlo, ma è così in tutti i settori. Il solo fatto che un supermercato non possa dare le rimanenze a un'associazione o a chi ne ha bisogno o anche ai dipendenti, dire guardate è avanzato questo, finitevelo a casa. Ecco, solo questo fatto io lo trovo incomprensibile. Perché? Perché c'è la scadenza, bisogna compilare il modulo, ci sono norme da rispettare. Allora, chiunque va in un supermercato vede che le cose a fine giornata sono ancora mangiabili, sono fresche, è assurdo buttare via, scusate, quintali, tonnellate di beni alimentari che potrebbero essere facilmente distribuiti. Quindi io credo che la burocrazia sia il nostro problema. Anche i vari passaggi, no? Non sono responsabile io, è responsabile qualcuno sopra di me, poi sopra c'è qualcun altro di responsabile, nessuno che poi alla fine si prende veramente la responsabilità delle decisioni. I soldi per il sociale sono sempre meno, e questo non è che lo devo dire io, ma ve ne accorgete anche voi. Le decisioni per il sociale sono sempre le ultime, quindi cerchiamo di andare avanti col volontariato. Domenico Telesca, come ci saluti? Allora, intanto per aiutare il banco è possibile ancora attraverso la colletta farla online fino al 10 di dicembre. Lo dico perché magari qualcuno non è riuscito ad andare nel supermercato quel sabato, noi l'abbiamo anticipato anche per non sovrapporci a quella che invece è il weekend che era dedicato proprio alla violenza di genere, che ormai è diventata anche quella una data stabile. Ma invito anche tutti ancora a dare un aiuto al banco alimentare dove è possibile. È un gesto semplicissimo. E poi l'altra cosa che così sommessamente suggerisco, per capire da dove nasce il banco alimentare, che nel 1989 è partito in Italia con l'incontro del Cavalier Fossati, il patrono della Star, con Don Luigi Giussani, che aveva alcuni amici all'interno di questa azienda, e da lì nasce l'idea di mettersi insieme proprio per evitare lo spreco che c'era all'interno di quell'azienda, e da lì nasce il banco alimentare. Invito magari chi vuole a venire a incontrare l'esperienza di Don Giussani a un incontro che sarà a Santa Caterina il 12 dicembre alle ore 20, dove dialogheranno insieme il vescovo di Treviso e il presidente di Comune Liberazione, e da lì si racconta come è nata l'attenzione e la passione per l'uomo. Nasce da lì, da un desiderio di venire incontro alle esigenze, anche la più semplice esigenza come può essere quella del bisogno di mangiare. Nasce da lì tutto, e per cui magari se uno vuole può venire ad ascoltarlo. Eppure noi abbiamo avuto questi illuminati. Io anche la scorsa settimana ho avuto ospite proprio una persona che ha parlato del Beato Toniolo, anche questa figura molto importante che aveva capito l'importanza di aiutare il fragile, della povertà. Noi avevamo questi illuminati, il problema è che non ci sono più, noi dobbiamo sempre parlare della storia, noi invece antica ormai, e invece vorremmo parlare di una storia moderna, come dice Lorenza Secoli, l'avvocato Secoli, che questi imprenditori come trovano i 2 milioni per essere visibili su queste Olimpiadi, magari trovassero anche 2 milioni per aiutare le fragilità
infertilità, le malattie rare, la ricerca, cioè siamo in tanti che chiedono, forse ecco, fare un passo indietro, diventare un po' più illuminati. Io dico sempre magari un yacht in meno, un palazzo nei centri storici in meno e magari un aiuto in più, perché sentire che con 2 stipendi le famiglie che lavorano non ce la fanno, la dice lunga, e anche chi paga le tasse e chi no. Perciò vedi Domenico, ci sarebbe tanto lavoro da fare per aiutare le fragilità, ma se uno non sente, ascolta ma non sente, purtroppo non c'è niente da fare, e soprattutto sentire, come dice l'avvocato Lorenza Secoli, io faccio solidarietà ma non la dico, alla Mirella dà un fastidio enorme, perché dico, secondo me dovresti anzi essere orgoglioso di farla. Detto questo, Lorenza Secoli, come ci saluti? Io vi saluto riprendendo il messaggio che ci ha dato Sandra, che prima ha chiamato, che ha parlato di un passato dove la violenza era, diciamo così, di casa, era quotidiana ed era un'abitudine, e molto spesso io sento dire ma una volta le botte erano normali. Ecco, Sandra cosa ci ha detto? È vero che era così, ma io ho superato, se mia nonna faceva così con mia mamma faceva così con me, io non lo farò. Quindi interrompere questa tradizione di violenza e vedere il mondo con occhi nuovi, quindi solidarietà, dialogo, sopportazione, tolleranza, e avremo forse un mondo migliore. E sconfiggeremo il patriarcato che ancora c'è, perché è inutile che ce la giriamo. È lunga da fare, ancora tantissima strada da fare, ma sì. Forse lo sconfiggeremo. Io ho anche un'altra proposta shock di intitolare la giornata, che adesso è contro la violenza delle donne, io invece la intitolerei contro gli uomini violenti. Cioè la donna non ha nessuna colpa in questa cosa, e facciamo una giornata contro gli uomini violenti. Sono perfettamente d'accordo con Lorenza Secoli, avvocato penale. Grazie a Domenico Telesca, referente colletta alimentare della provincia di Treviso, grazie all'avvocato Lorenza Secoli, penalista, di essere stati con noi. Grazie. Pubblicità. Ogni giorno le ambulanze e i volontari di Prealpi Soccorso sono al servizio della comunità. Trasporto ammalati, emergenze di protezione civile, corsi di formazione e primo soccorso, assistenza sanitaria e antincendio a manifestazioni. Dal 2000 questa è Prealpi Soccorso Onlus. Ed io veramente sono proprio contenta di avere l'avvocato Marco Cagliando, presidente Associazione Prealpi Soccorso, con noi. Buongiorno avvocato, come sta? Buongiorno, abbastanza bene, grazie a lei. Mi fa piacere, bene, bene, quando ci troviamo sta sempre bene tra di noi. Allora è rimasta con noi anche l'avvocato Lorenza Secoli, perché mi è molto intrigato, gli ho chiesto se poteva rimanere ancora un po', perché volevo sentire anche la sua voce, avvocato Cagliandro, su quello che ha detto l'avvocato Secoli. Poi parleremo anche del Prealpi Soccorso, però come uomo e come avvocato di questa idea che è venuta a Lorenza Secoli il 25 novembre, invece di avere questa attenzione verso la donna, cosa si può fare, l'avvocato Secoli? Si potrebbe puntare l'attenzione invece sull'uomo, cioè l'uomo che crea la violenza sulle donne, e quindi intitolare la giornata contro l'uomo violento. Avvocato Cagliandro, cosa ne pensa? Allora, intanto grazie, saluto anche la collega che è in studio. Volevo solo fare una precisazione abbastanza importante, che io sono presidente uscente della Prealpi Soccorso, adesso l'associazione è presieduta da un altro volontario, un altro collega, e io mi occupo sempre dello stesso settore come vicepresidente regionale dell'ANPAS, giusto per cortesia anche nei confronti di chi mi è subentrato. Sono a favore, assolutamente, è un tema molto importante che in questo periodo sta avendo un certo sviluppo. Posso dire che a Treviso abbiamo anche organizzato insieme al Rotary Club Casa Rotary, che è un progetto seguito dal Rotary Club di Treviso Nord, con il quale sono stati creati degli alloggi apposta per le donne che a seguito di violenza sono costrette ad abbandonare il proprio domicilio. Mi ricordo che
in un'altra puntata proprio lei, Mirella, diceva che questo è un'ingiustizia, no? Il fatto che anche la donna debba lasciare lei l'immobile anziché chi questa violenza l'ha perpetrata, e quindi si apre un tema anche molto, molto importante e molto interessante su cui c'è da fare molta sensibilizzazione. Sì, io sono d'accordo su questa, chiamiamola, ingiustizia. Le associazioni che tutelano le donne vittime di violenza ci sono, fortunatamente lavorano molto bene, sono presenti sul territorio, i numeri sono grandi, per cui fanno quello che riescono a fare, però è anche vero che il problema sta a monte, non dovrebbe essere la donna ad essere accolta in una struttura fuori di casa, dovrebbe essere l'uomo a essere allontanato dalla casa dove la donna ha subito violenza. Per cui sì, è un tema su cui tanto bisogna fare e tanto bisogna parlare. Però io sono anche dell'idea che abbiamo anche questi parlamentari nostri, uomini e donne, anche del nostro territorio, ma penso sia un problema che riguarda tutta l'Italia, certo, che dovrebbero muoversi di più, perché dove vogliono si supera la burocrazia, si superano tante cose. Quando il governo vuole, no, lo Stato, e lo Stato siamo noi, quando il governo vuole le cose si superano. Il problema è che adesso abbiamo anche una premier donna. Ecco, io sono Giorgia, sono mamma, sono una di voi. Io ho chiesto anche un incontro alla Premier anche con questi genitori, con questi familiari, con queste mamme che hanno perso i loro figli, che non hanno giustizia, non vedono la giustizia, di fare un incontro per capire dove si vuole andare a parare, anche perché non è facile avere una donna Premier. Penso, ecco, che le possiamo contare le donne che abbiamo avuto, certo, e siccome lei ha detto sono una di voi, avremo piacere che lei si confronti con noi. Qualcuno è riuscito a mandare un email e ha avuto risposta, un'altra mamma ha detto io gli ho scritto ma a me non ha risposto. Capite che poi si fa la guerra tra poveri, come si dice, perché in effetti il dolore deve essere un dolore unico per tutti, non ci dovrebbero essere morti di serie A e morti di serie B, chiamiamolo così, e perciò quando ricopri un ruolo pubblico molto importante si dovrebbe rispondere alle persone che scrivono, perché questa mamma ha detto non è giusto, io non ho ricevuto nessuna risposta, allora chi sono io? Ecco, queste risposte, avvocato, che fanno male perché, come dice l'avvocato Cagliando, i problemi sono tanti, però bisognerà pure iniziare a risolverli, non a parlarne, perché sempre ne parliamo ma non li risolviamo. Io non so quanti anni è che dico che deve essere l'uomo allontanato da casa, ma non si muove paglia. Ancora adesso costruiamo nuove strutture per portare la donna in sicurezza. Esatto. Non è che stia diventando un po' un business, avvocato Secco? No, perché io ho questo dubbio e quando ho un dubbio lo dico pubblicamente, perché mi sembra che non ci siamo proprio. Allora, sul business non posso dire nulla. Naturalmente quando si parla di costruire, di organizzare, di fare, forse un po' di business c'è. Credo che sia proprio la cultura di base che deve essere cambiata. Il focus viene sempre messo sulla donna e il continuare a dire che la donna va protetta significa che quello che c'è prima è tollerato, perché tanto c'è la struttura per proteggere la donna. Invece bisogna incidere, secondo me, su quello che viene prima, ovvero la violenza, ovvero l'autore o gli autori delle violenze, che sono generalmente uomini. Per cui, ecco, per quanto riguarda la nostra Premier, immagino che gli impegni siano molteplici e probabilmente avrà un entourage che può rispondere alle mail. Naturalmente rispondere, lo sappiamo tutti, è cortesia. È cortesia. Abbiamo Maurizio da Conserve, vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Voglio intanto salutare mia mamma e tutta la famiglia, ok? Bene. Ecco, ascolta Mirella, niente, comunque apro una parentesi prima. Tantissimi applausi per te, per quello che fai e ancora che sei sempre sulla cresta dell'onda. Io non so come fai a tenere a bada una cosa del genere, perché veramente bisogna essere tosti per fare quello che stai facendo tu, Mirella. Comunque complimenti, tanti applausi.
Però volevo dire all'avvocato che ci sono ultimamente anche donne che ammazzano uomini, se non sbaglio, o no? Saranno la minoranza, tutto quello che volete, però io posso dire che praticamente ci sono uomini violenti e ci sono uomini tranquilli. Non dobbiamo fare tutta l'erba un fascio, ok? Perché la manifestazione che subiscono violenza è data da una specie, ok, o da una classe di uomini violenti di qualsiasi tipo. Ecco, questo bisogna fare su quello che si sta dicendo. Ecco, io vi auguro una buona giornata a tutti voi e una buona giornata ancora alla Mirella. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie Maurizio e ringrazio tutta la mia squadra, perché se arrivano questi complimenti è un merito solo della Mirella e della squadra di volontari che ho, che ringrazio, compreso anche Franco Cattani che fa parte anche lui di questo soccorso, ecco, che è sempre nel pezzo, perciò capite che ci sono veramente delle persone meravigliose che volontariamente, non pagando, danno il loro tempo per aiutare le comunità, e sono tutti i volontari che abbiamo nel territorio e sono veramente tanti. Allora io direi anche di rispondere, far rispondere anche l'avvocato Marco Cagliando, questo uomo che dice ma ci sono anche donne violente. Sì, è anche vero, l'abbiamo sentito anche dalla criminologa, la dottoressa Baiocchi sabato, però i numeri sono molto diversi, direi, vorrei anche precisarlo, perché ci sono i numeri contano. Ecco, l'uomo cosa dovrebbe fare? Questo uomo che non riesce a capire perché ha vergogna, perché la cosa non mi riguarda, perché io sono così, ho il vissuto terribile, ma non si può nascondere dietro un dito. Prego, avvocato Cagliandro. Sì, beh, innanzitutto distinguerei la violenza pura dalla violenza in ambito domestico, è una caratteristica un po' tipica di un certo fenomeno, certi fenomeni vanno un po' ricondotti a quelle che sono poi le ragioni. E quindi in questo caso abbiamo un esploit di questo tipo di violenza in ambito familiare che trascendono la violenza ordinaria. Poi è un dato di fatto che questi crimini sono perpetrati per lo più da uomini in ambito familiare, ed è per quello che sono anche aggravati poi, peraltro. La collega mi insegna, io sono un civilista, ma credo che mi potrà confermare. Diciamo che poi le cose sono evolute fortunatamente. Io ricordo che solo 100 anni fa l'avvocato Lidia Poè non poté iscriversi all'albo degli avvocati in quanto donna. Adesso abbiamo la fortuna di avere, al di là dell'apprezzamento politico, di premier donna, la rappresentante dell'opposizione donna, abbiamo avuto un membro della Corte Costituzionale donna, il Presidente della BCE donna, il Presidente della Commissione Europea donna, quindi c'è un'evoluzione e c'è stata anche una politica molto forte sulla promozione delle pari opportunità. Io sono ottimista, spero che pian piano, credo che questi fenomeni andranno lentamente a sparirsi, si potrà andare verso una concreta parità di trattamento e di considerazione, perché non c'è nulla di differente, anzi ho tutte colleghe donne all'interno del nostro studio con cui vado molto d'accordo, e noto anche delle caratteristiche estremamente positive che voglio tenere l'uomo in mente. Posto questo, siamo ottimisti in questo senso, ma è chiaro che una azione di educazione va fatta nel rispetto, e nel rispetto si parte da tutto, da quando si evolve. Che forse più che uomini e donne dobbiamo iniziare a parlare, come dicevo prima, di persone, perché se continuiamo a dividere qui non ne andiamo fuori. È stata la donna, è stato l'uomo, no, è stata violenza, e la violenza non ha sesso e non ha colore, è inutile che ce la raccontiamo, perché qualcuno ce la sta raccontando anche in maniera diversa, e a me questo grigio non mi piace. Ecco, la violenza è violenza, che sia maschile o femminile, e non ha colore soprattutto. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Prego. Ma io volevo parlare della violenza che perpetua certe ideologie, ed è l'ideologia della privatizzazione. Un po' alla volta si toglie i fondi, non so, tipo adesso abbiamo la sanità, poi alla volta tolgono i fondi. Cosa succede?
la strategia della destra è questa: tolgono i fondi a un settore, poi lo mettono in crisi, quando i cittadini lo hanno contestato prendono e lo vendono ai privati. E questa è la violenza che viene fatta negli apparati pubblici, perché poi quando ci si trova dentro un pronto soccorso 10 ore, quella è una violenza che ti ha fatto un'ideologia politica, è quello che non si riesce a capire, che sono anni che si disinveste nella sanità e ti trovi poi in condizioni di stare, c'è stata gente anche 48 ore dentro su un pronto soccorso, e anche quella è una violenza che interessa a tutti, perché togliere soldi alla sanità è veramente un errore, perché poi ci troviamo che privatizzano e noi ci stiamo anche dietro, perché diciamo sì, vedi come andava, no? Vedi come andava male prima la sanità, adesso il privatismo e va meglio. In realtà è tutta un'operazione voluta da un'ideologia, l'ideologia della privatizzazione di destra. Perché? Perché devono fare i ricchi, perché vogliono i ricchi che gli danno i voti. Buona giornata signori. Grazie, abbiamo sentito anche il nostro Claudio da Marano Vicentino. Allora, l'avvocato Secoli, quello che preoccupa è che non riusciamo a fare dei passi in avanti. Come si diceva prima, i numeri sono numeri, non si possono veramente cambiare. Dobbiamo aspettare che questi bambini, ragazzini crescono con una cultura diversa, ma però dobbiamo in questo momento colpire chi veramente si comporta in maniera inadeguata e anche criminale. Ecco, massacrare di botte un anziano, un'anziana, ecco, solo per portare via poche cose, non sai neanche cosa trovi, ecco, questa aggressività. Ma quando lei va nei carceri, poi che si confronta con queste persone, ma cosa dicono? Perché lei bisogna parlare con loro, si aprono, raccontano, oppure si chiudono a riccio e basta, ed è così difficile. Perché lei ha vissuto dei casi nelle quali ha dovuto confrontarsi con queste realtà che avevano fatto questi atti criminali molto importanti, questi omicidi, prego. Allora, devo dire che nella maggior parte dei casi non si rendono conto, quindi la ricerca non è il perdono piuttosto che il pentimento, ma la ricerca è come cavarsela nel miglior modo possibile. Non c'è un aprirsi nel senso di ammettere di aver sbagliato, ma c'è una cultura della violenza, oppure una cultura del reato, una cultura del faccio questo perché ho dovuto, ero nella necessità o sono abituato a fare così, e quindi di cercare il modo di cavarsela nel modo meno pesante. Cioè non c'è il pentimento, dice lei? Raramente, da quello che io ho potuto vedere. Tanto è vero che anche le immagini degli ultimi due omicidi che abbiamo visto questi due giovani uomini, perché sono giovani, con una maschera di ghiaccio, impassibili, nonostante erano sollecitati a rivivere anche quei momenti, ma se non si muoveva piega. Cosa succede sì, allora? Più un sentimento che probabilmente sentono dentro come parte di sé, cioè quello che hanno commesso fa parte della propria storia, del proprio vissuto, del proprio sentire, quindi in alcuni casi è anche le conseguenze di un disagio psichico, e in questo caso vengono riconosciuti dai consulenti. Come dicevamo prima, insomma, spesso vengono coinvolti dei consulenti psichiatrici che possono indagare sulla reale capacità di intendere, di volere, di discernere il bene dal male, per cui anche tutti questi aspetti vanno considerati, e tolta la patologia psichiatrica, che può essere appunto le voci piuttosto che avere dei disagi forti psichiatrici, e chi delinque lo fa perché ritiene che vada bene così.
Avvocato Caliandro è anche avvocato, oltre a fare il soccorritore, la dice lunga su questo uomo che forse non si rende conto, ma di sicuro non è pentito quasi sempre. Ecco, come la interpreta questa parola, ecco, pentimento, che non esiste, cioè si fa fatica a pentirsi, devo solo salvarmi, ecco, da questo carcere, trovare qualsiasi cosa purché di ridurre la pena. Prego, avvocato Caliandro. Mi pone una domanda a cui è estremamente difficile rispondere, anche perché poi nella veste di avvocati noi dobbiamo mascherare sotto la toga le esigenze della difesa rispetto a quello che è il nostro sentire quotidiano. Dopodiché se non c'è il pentimento è perché non c'è una percezione, non c'è una percezione di che cos'è questo tipo di comportamento, di cosa rappresenta, perché probabilmente il contesto sociale, l'educazione, tutto quello che abbiamo detto fino adesso non fa capire, non dà gli strumenti alla persona per capire che sta sbagliando. E su questo bisogna intervenire. È chiaro che si deve intervenire con tutto ciò che è lo strumento educativo, ma l'ambiente familiare, anche l'ambiente della comunità propria a cui si appartiene, diventa fondamentale. Se questo valore non è condiviso tra tutti, troveremo sempre qualcuno che lo prenderà come qualcosa di cui non pentirsi. Questo sarà un grande problema. Questo servizio è appunto un servizio che riguarda l'avvocato Caliandro, questo video su esercitazione incidente stradale. Poi le chiederò anche cosa ne pensa di questa idea che ha avuto Andrea Dan di airbag obbligatorio ai motociclisti per portare queste firme in Europa, che stiamo raccogliendo anche online. Quando sarò pronto glielo dirò, però vorrei sentire anche cosa ne pensa. Andiamo a vedere il video. Ovviamente se ci fosse stato l'aiuto di vigili del la mamma ne arriva Allora, avvocato Caliandro, cosa sta vedendo? Anche ieri qui vicino a Treviso un altro ragazzo morto di 21 anni in motocicletta. Forse se avesse avuto l'airbag questo non sarebbe successo. Anzi, andiamo a vedere anche il video dei airbag per motociclisti. Vorrei proprio sentire cosa ne pensa l'avvocato Caliandro su queste firme che stiamo raccogliendo per l'airbag obbligatorio. per ricordarlo perché sarà sempre con noi qua a Casale, ok? Sì. Prima il silenzio, poi l'applauso. Così il rugby Casale ha ricordato Samuele Lazzari, il 21enne morto tragicamente a Conschio nell'impatto tra la sua moto e una Renault Clio. L'ennesimo incidente letale nella Marca, per cui è scattata un'indagine per omicidio stradale. Procede la polizia locale supportata dai carabinieri e la fase delle testimonianze. Anche oggi erano in servizio e stanno anche portando avanti quelli che sono poi gli accertamenti di questo caso. Credo che ci sarà necessità di sentire alcune persone, sì.
La priorità quindi è ricostruire l'esatta dinamica. Il ragazzo a bordo della sua moto era sulla strada principale, via Bigone, direzione Conscio, quando la Clio, guidata da un 60enne della zona, sarebbe uscita da un'arteria laterale, via Serraglia. Moto e auto si sono toccati, come testimonia il paraurti posteriore dell'auto. Allora, avvocato Caliandro, cosa ne pensa di questa idea che ha avuto Andrea Dan su questa raccolta di firme che stiamo cercando di portare in Europa, ma soprattutto la tecnologia che ha fatto passi da gigante che può salvarci la vita? Questa è la verità, è inutile che ce la giriamo. Però io non devo essere fortunato economicamente per prendermi questo airbag che costa tantissimo. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è vivere, e la tecnologia deve fare questo e la politica deve intervenire. Cosa ne pensa, avvocato? Beh, la vedo sotto due tipi di profili. Uno, il primo profilo, sono un motociclista anch'io e quindi ne sono ben consapevole del fatto dei rischi in cui si incorre nella guida delle due ruote e dei problemi che ci sono. Problemi che sono dovuti ai mezzi e anche all'alto volume di traffico stradale, soprattutto nei fine settimana. Dall'altro lato, come soccorritore, negli anni in cui ho prestato servizio, sono stati una ventina, ne abbiamo viste parecchie di situazioni particolari, davvero gravi e con esiti anche piuttosto definitivi, sia quando ovviamente una persona perde la vita, ma anche e soprattutto quando la vita la conserva ma resta leso nelle funzioni principali. E quindi è un'iniziativa secondo me meritevole, e se una soluzione di questo tipo è sicuramente percorribile, non vedo il perché non promuoverla assolutamente, anzi. Sì, ha capito, però bisogna agire, avvocato, ed è sempre quello che veramente mi fa riflettere, che è sempre un genitore, sempre questi genitori, che nonostante questa perdita immane, questo dolore che non passerà mai, si rimboccano le maniche per aiutare altre famiglie e la società, la comunità, che questo non succeda più. Però bisogna essere ascoltati dalla politica, e la politica si ascolta se hai i numeri. Perché la raccolta firme? Per avere i numeri, perché tu non puoi presentarti in Europa con poche firme, perciò abbiamo fatto sia il cartaceo, stiamo cercando di raccogliere il cartaceo, ma anche l'online, ma fare una cosa fatta bene per cercare di far capire che anche qua l'Europa deve battere un colpo. Siccome sono straricchi, glielo dico io, avvocato, se lei non lo sa, ma ho prove certe che in Europa ci sono tanti di quei soldi, tanto è vero, se vedete dov'è questa Bruxelles, chi c'è a Bruxelles, ecco, quando arrivi ti accorgi subito che c'è un motivo, perché vedi tutte queste insegne. O sbaglio, avvocato Secoli, cosa dice? Anche cosa dice di questo airbag obbligatorio? Beh, l'airbag non lo conoscevo, ma devo dire che è una tecnologia veramente innovativa e salverebbe sicuramente la vita a tantissimi motociclisti che purtroppo sì. Tipo l'ultimo ragazzo che abbiamo visto ieri che abbiamo sera. visto del servizio. Anzi, un abbraccio alla sì. famiglia, veramente un grande abbraccio. Sì, è veramente toccante. E lo sappiamo, il traffico adesso è aumentato a dismisura e la moto è sempre un mezzo abbastanza pericoloso. E certo, bisogna farsi sentire, perché hai detto bene i numeri. A volte neppure quelli bastano, perché anche raccogliendo tantissime firme, se è un progetto che non interessa in quel momento, purtroppo non viene ascoltato. La vita delle persone interessa sempre, per cui io credo che ci possa essere una buona possibilità, trovando anche delle aziende con cui fare accordi economici per creare questi airbag a prezzi contenuti, perché già i prezzi dei mezzi sono alti, se una moto comincia a costare troppo, allora è un danno anche quello. Per cui sì, io credo che anche perché questo mezzo non va nella moto, ma va il motociclista che lo indossa. Sono queste cinture che si indossano, ma un addetto ai lavori, senza fare nome, mi ha detto: guarda Mirella, costano tanto perché ne vendiamo pochi. Se ne vendessimo tantissimi, automaticamente il prezzo calerebbe, perciò si capisce che c'è la voglia di poter fare, se uno veramente riesce a capire l'importanza di dare giustizia a questi familiari, mettendo in sicurezza la società. Come ci saluta, avvocato Caliandro? Ma io sono sempre molto interessato agli argomenti che non si ascoltano.
Abbiamo perso la connessione? Eccoci qua, mi sente? Ecco, sì, adesso sì, avvocato. Sì. Chiedo scusa, dicevo, sono sempre molto attratto dagli argomenti che vengono affrontati in questa trasmissione, quindi anche oggi secondo me abbiamo fatto un piccolo passo nella sensibilizzazione e nel portare avanti dei temi che sono fondamentali, quindi auspico, come credo, il mio consueto ottimismo, che la società ha sempre teso a migliorare dall'antichità ad oggi, e quindi sicuramente spero che tra qualche anno di questi temi tratteremo in maniera diversa, con più facilità e forse con più ottimismo. Speriamo bene, insomma, questo è l'augurio che mi faccio a me e alla comunità qui appartenente. Ma come soccorritore, avvocato Cagliando, cos'è che vede come quello che abbiamo visto, ecco, questi servizi, questo video che è molto importante, che fa capire anche che bisogna esercitarsi, bisogna arrivare, ecco, con persone competenti, sapere, ecco, non è mica facile, perché bisogna fare anche dei percorsi. Siete supportati? Avvocato, cosa dice? Che messaggio vuole dare? L'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, di cui sono vicepresidente regionale, raduna 70 associazioni di pubblica assistenza presenti in tutto il territorio, croci verdi, bianche, rosse, non la croce rossa, le altre pubbliche assistenze. E siamo presenti sul territorio con personale che è formato secondo una legge regionale che è intervenuta dal 2015. Prima la formazione era da brevetti che venivano fatti dalle associazioni. Quindi c'è un controllo, c'è l'autorizzazione sanitaria, ci sono dei controlli da parte del 118, insomma anche il personale volontario in questo momento fa parte del sistema sanitario nazionale in qualche modo, con una formazione qualificata o che vuole essere più qualificata possibile. È chiaro che in primo luogo non ci si può basare sul volontariato per gestire il soccorso di emergenza. Il volontariato integra il soccorso, aiuta, ma deve essere seguito da professionisti, perché se voi vedete un caso come quello che abbiamo sentito sabato, dove c'è un politraumatizzato con determinate condizioni, ci vogliono capacità infermieristiche, ci vuole trattamenti medici, quindi ci vuole una struttura che sia in grado di rispondere con professionisti abilitati e abituati a questo tipo di attività. Dopodiché ci vuole tanta educazione. Il soccorso è una questione di educazione civica, saper fare una rianimazione cardiopolmonare, o sapere cosa non fare, o sapere come intervenire quando si trova un paziente che probabilmente sia stato traumatizzato, diventa fondamentale per dare possibilità di sopravvivenza e vita a queste persone. Quindi anche se non si è volontari, bisogna comunque sapere, essere volontari soccorritori, bisogna sapere un po' di queste cose, è educazione civica. Grazie, salutiamo anche l'avvocato Marco Cagliando, presidente Associazione Prealpi Soccorso, in scadenza, ho già scaduto, ma io ce l'ho ancora di fronte, lo chiamo ancora presidente, perché è una persona che è sempre nel pezzo, e se è anche un po' così, un po' dimessa, perché anche lui sarà stanco di combattere contro i mulini a vento, purtroppo, lo dico io perché è la verità. Grazie anche all'avvocato Lorenza Secoli, penalista, che è stata con noi per far capire anche l'importanza delle idee da condividere con la società e la comunità, perché bisogna agire, non si può più aspettare, bisogna agire, non solo parlare. Grazie, andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Nasello alle acciughe. Il nasello è un vorace predatore ed ha una spiccata curiosità. Si nutre principalmente di prede vive, come novellame di sarde, acciughe e altre specie pelagiche, non disdegnando calamari e crostacei. Ingredienti per 4 persone: 600 grammi di nasello in filetti, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, uno spicchio di aglio, mezzo bicchiere di vino bianco, 2 acciughe sott'olio, pangrattato, rosmarino, limone, sale, pepe. Tagliuzzate le acciughe e tenetele da parte. In una pirofila da forno mettete qualche cucchiaio d'olio, uno spicchio d'aglio e fatelo soffriggere.
Quando l'aglio è dorato, versate mezzo bicchiere di vino bianco. Aggiungete la metà dei filetti d'acciuga, pepate e infornate in forno caldo per 10 minuti. Girate i filetti con una paletta. Cospargeteli con le rimanenti acciughe tritate. Il pangrattato, il rosmarino, sale e pepe. Rimettete in forno caldo a gratinare per 10 minuti. E prima di servire, bagnate con succo di limone. E buon appetito!